Uffa, sono deluso. Tutti pronti? Vi leggo e leggo che praticamente la maggior parte dei messaggi che leggo lì sono su Meret, sono su Zielinski. Che Zielinski, io ci ho provato con tutta la mia forza a dare spinta a Zielinski, ma purtroppo no, non incisivo, non mi è piaciuto. Però un po' tutta la squadra, devo dire che oggi mi è sembrata un po' meno sul pezzo. Poi dopo siamo andati in crescendo, ovviamente c'è stato il forcing finale, il Torino si è abbassato, non potevano fare quella partita per tutta la partita, quindi il Napoli va in crescendo. Il rammarico è che nel primo tempo potevamo fare quel gol di Kvara, quelle due occasioni di testa di Osi, e lì si poteva fare meglio. Poi c'è una ottima parata di Meret su Zapata, perché diciamo che Meret mano moscia lì deve uscire prima nell'area piccola, non deve proprio arrivarci a fare la rovesciata lì, è questione di un attimo, però se tu con coraggio ti butti addosso e fallo per te, cioè diventa gioco pericoloso immediatamente e ti prendi il fallo con coraggio e basta. Quindi devo leggerla così, non posso leggerla direttamente. E poi hai ragione Armando, hai ragione, ne parliamo sicuramente. Sappiate, sì, è cominciato un pochino in ritardo la live perché ho sbagliato a calcolare l'orario fondamentalmente. E poi nel finale di partita io resto sempre a registrare il finalissimo che poi sparisce da tutti i replay, sparisce da tutte le highlights e si sente, dovrò rianalizzare le parole che dice Calzona ad Orsato e poi Mario Rui glielo dice proprio, glielo dice, devi fare sempre il fenomeno alla fine, e lo fa, perché Orsato fa sempre il fenomeno. E c'è una cosa in particolare che non sopporto, quando tu mandi a fanculo Osimhen, perché Orsato ha mandato a quel paese Osimhen quando poi viene preso, cioè puoi non considerarlo rigore, a me sta a te decidere se ci stanno gli estremi o no, ma non mandare a fanculo un giocatore mio, cioè non ti permettere, non ne hai l'autorità di decidere se una cosa è fallo, se una cosa no, se ci sta un cartellino giallo, che tipo di prestazione vuoi fare a livello arbitrale, ma non ci puoi mandare a fare in culo, eh? Qua poi diventa offensivo e non lo accetto. Da 3 mesi e ti ringrazio, dove stai? Armando, grazie mille, ci ha pensato Orsato. Sì, ne parleremo penso a lungo. Da 3 mesi tutti a difendere Zielinski, ma vedo che si nasconde, che non fa un passaggio, non tira in porta. Allora Giuseppe, sì, tutti a difendere Zielinski, sei matto. L'unico a difendere Zielinski ero rimasto io, non c'era più nessuno. Ma ho sempre spiegato che se per Elmas la mia valutazione era una valutazione oggettiva di campo, per Zielinski probabilmente per me è una questione che è un debole per i giocatori tecnici. Automaticamente devo essere onesto con me stesso, se dico a Leao che devi essere più grintoso e devi dimostrarmi che stai buttando il sangue in campo, lo dico anche a Zielinski, perché è evidente. E dice una cosa secondo me interessante, si nasconde
Nell'analisi tattica di domani ho segnato un paio di volte in cui l'ho visto correre in avanti invece di correre verso il pallone, e lì non mi è piaciuto, a meno che Calzona non gli abbia proprio chiesto questo per portarsi via un uomo, ma questa domanda non arriverà mai a Calzona, né in prepartita perché non fanno la conferenza, né in post partita perché si concentreranno su tutte altre cose, e quindi lì sarebbe interessante. Per me doveva giocare per non far overgiocare Traoré, che è l'unica chance che abbiamo col Barcellona, però purtroppo non c'è stata la prestazione. Io alla fine posso avere il debole per la tecnica di Zielinski, ma quando gli devo dare 5 gli ho dato 5, quindi non c'è dubbio. Stasera quelli della Lega Serie A spero abbiano capito la principale motivazione per la quale nessuno si compra i diritti TV della Serie A. Squadra di fabbri come il Torino, abitata da Orsato. E non hai torto, Antonio, perché è stata una brutta partita. Anche, cioè, per noi è una partita di ansia perché non ti fanno giocare bene e lo sappiamo. Ma immagino, visto che era l'unica partita della Serie A, tanti occhi su questa partita, io penso che la gente si sia abbastanza annoiata. Se non fosse per gli spunti di Kvara che crea cose dal nulla e che ti mantiene sempre sulla sedia. Ovviamente sappiate che la reaction l'ho registrata e vi arriverà domani mattina presto. Alberto, passo dono e vado a dormire senza temporeggiare come il Torino. Da me sono le 2. La maglia di Patrizia è la maglia di Patrizia. Non parliamo della maglia di Patrizia, caro Alberto. Io ti mando sempre un bacio gigante, te lo mando così, perché chi vuole sentire un po' di musica dura, perché poi capita pure il momento in cui devi sentire un po' di musica che ti sbatte e non ti fa pensare, e secondo me questa è la cosa giusta da fare su Instagram. Ma sì, non una partita esaltante. Mi dite la differenza tra la munizione di Osimhen e la manata di Zapata? Ah sì, buongiorno, cercando di colpire di testa finisce sul gomito di Victor. Zapata volontariamente allunga le mani. Non lo so, finisce sul gomito di... Là ci sta, secondo me, ci può stare per imprudenza, lo allunga il gomito Victor, però è quando tu ti si interessi, perché Victor sta cercando di saltare di testa, non è che si disinteressi. Quando tu ti si interessi e cerchi solamente di sbilanciarlo, là per me è fallo automatico. Poi vogliamo parlare dei rigori, dei rigorini, stiamo sempre alle solite. L'unica nota positiva a Kvara, inconcepibile come facciamo a prendere un gol così sull'unica azione del Torino del secondo tempo. Meret ha le sue responsabilità e se le deve prendere. La palla è anche un po' casuale perché rimbalza su Anghissà ed è veramente Sanabria Sanabria ha una reazione repentina, fa un dio di gol Sanabria, bisogna dirlo, però lì, ripeto, un altro uno Spina potremmo immaginare con il senno di poi che magari con coraggio l'istinto è di buttarsi verso il pallone, mentre l'istinto di Meret è sempre di indietreggiare e la prende pure, perché poi la rovesciata è uno di quei tiri dove il portiere non se la può non può aspettare, non puoi vedere, il pallone parte e non sai dove va. Fondamentalmente il pallone gli era andato addosso, però era già in caduta e purtroppo allarga le braccia così e va all'interno e non c'è niente da fare. Ringrazio RC, JJ e Kvara monumentali, peccato, stagione segnata. Sì, c'erano due possibili titoli per la reaction di domani. Filotto, perché stavamo aspettando questa terza vittoria consecutiva come il pane e non arriva, ragazzi, perché non arriva, perché la stagione è così e non c'è niente da fare, anche se vedi dei segnali di miglioramento, ma la stagione è quella. Un titolo era Filotto e non è stato, e un altro titolo è purtroppo Game Over. Game Over, che è un titolo che abbiamo già fatto in passato, perché già avevamo con altre prestazioni e altre inciampate avevamo onestamente capito e rinunciato alla qualificazione in Champions, però uno vedeva un attimo degli spiragli di luce, vedeva le altre che possono inciampare, si vedeva una possibilità almeno di chiudere in bellezza e di fare un exploit. La vedo dura perché la Roma gioca bene, perché il Bologna gioca bene, perché l'Atalanta sta lì, è tostissima e purtroppo, sebbene il quinto posto utile diventa sempre più vicino, è proprio tosta,
purtroppo. Nulla da dire ragazzi, forse avrei azzardato un po' più negli ultimi 15-20 minuti levando prima il centrocampista. Vane 450, sì, Milinkovic Savic per ogni rinvio. Grazie per la compagnia, grazie a te Giovanni per esserci ragazzi. Lo so che è venerdì sera, lo so che è la festa delle donne, auguri a tutte le donne, magari avete altro che fare, però noi dobbiamo parlare del Napoli, è un bisogno viscerale di parlare del Napoli. Nicola Farro, ricordi Inter-Napoli quando Spines venne par? No, io ricordo una serie infinita di infortuni perché Ospina era proprio quel portiere lì che si buttava con coraggio e ha rischiato spesso la sua incolumità pur di arrivare prima sul pallone. Purtroppo Meret non è questo portiere qua. Meret, ecco, questa è la partita di Meret, signori, è proprio la partita di Meret, una grandissima parata che non tutti i portieri fanno perché va a terra bene, nei pali è bravo, e poi questo, cioè che lì probabilmente puoi uscire prima, puoi avere un po' più di coraggio. Questo è Meret, il Napoli deve decidere che deve fare, non è mai esploso al 100%, non ha mai convinto fino in fondo, nemmeno tutti gli allenatori che abbiamo avuto, è fine contratto, il Napoli ha la possibilità di allungare di un altro anno, non lo so in quanti lo vogliano, onestamente, visto che anche Gollini mi pare che è stato solamente aumentato di un anno con quest'anno e va deciso, il Napoli si potrebbe definitivamente affidare a Caprile e vediamo se abbiamo trovato uno nuovo che ha meno retropensieri e ricominciamo proprio da zero. Mi è sembrato di rivedere quel Napoli-Verona 1-1 quando non andavamo in Champions all'ultima giornata, stessa partita, stesso allenatore Juric, dici bene, stesso allenatore Juric perché ti fanno giocare male, poi il Napoli risulta contratto, sì, si possono quasi assimilare le due partite perché anche questa era da considerarsi dentro o fuori, qua dovevi fare il +3, cioè avevi perso all'andata, fai +3 punti al ritorno per guadagnare punti sulle altre squadre e purtroppo è un po' triste oggi, il pareggio è un po' triste, ma quale quinto posto? Sarà difficilissimo farà difficile fare settimi, le altre giocano a calcio e non c'è dubbio Bob, purtroppo non c'è dubbio. Euroleague, unico obiettivo, che culo, il quinto posto più vicino, ma di che? Vabbè, ma ne abbiamo parlato, Luigi, tu stai sempre qua. Abbiamo detto diverse giornate fa, prima ancora che arrivasse Calzona, che non era fattibile, che non era possibile. Anzi, io mi prendo pure le cose di quelli che dicono no, devi essere positivo, io ci credo. E io invece vi dico non voglio illudervi, sappiate che la stagione è difficile, è già stata compromessa e mo pulita a me. Mi sembra un po' esagerato. Purtroppo non ho potuto vedere la partita, ho letto una valanga di messaggi contro Zielinski, trattasi di fuoriforma o altro, ma non è questione di fuoriforma, è questione che non è parte oramai del progetto, cioè lo devi utilizzare perché è sotto contratto, perché sei in emergenza, perché Cajusta è infortunato, perché Traoré non può farle tutte venendo da una stagione dove non ne ha giocata neanche una. Quindi lo devi utilizzare perché c'è la partita con Barcellona, altrimenti giocherebbe tutte Traoré e altrimenti io chiedo anche a Calzona nel momento in cui non hai Cajusta cambia anche modulo, voglio dire devi essere anche elastico, ti metti a 2 a centrocampo se stai in emergenza e giochi con Raspadori dietro la punta, giochi con Lindstrom, ci provi a mettere Lindstrom là. Ora non è che tutto quello che fa Calzona deve essere perfetto, anche a Calzona si può chiedere i cambi magari un po' prima, ti stava convincendo così tanto la prestazione che non volevi cambiare. Secondo me era importante mischiare un po' le carte un po' prima. È un peccato, ma il Napoli ha giocato bene, Sanabria un gol così non lo rifarà mai più nella sua carriera. Mauri, fa sempre con noi. Kamada, quanti gol ha fatto con la Lazio? Con noi. Dobbiamo essere sempre pronti a far resuscitare chiunque non sia in grado. 101 minuti tempo totale, 43 minuti gioco effettivo e gli ha Orsato. Vabbè, qua. Però Orsato è così, ma
e chi ti manda Orsato, perché se tu sai che il Torino gioca così e gioca contro di te, mandi l'arbitro che lascia molto correre, quando poi la partita si svolge in un certo modo, viene dall'alto, signori. Voi crediate sempre che quando De Laurentiis parla ha sempre ragione lui e non fa danni. Io non ci metto la mano sul fuoco che non faccia danni, purtroppo. Ci dovete spiegare Napoli-Juric, esatto. È una questione di lana caprile. Finché non si ammoniscono i calciatori che vengono sparati dai cecchini in curva, queste squadre perderanno sempre dai 15 ai 25 minuti a discapito di chi gioca a pallone. Ed è una storia vecchia, ma tu devi fare gol prima, cioè non ci devi proprio arrivare, perché ragazzi, parliamoci chiaramente, così ci affrontano tutte le squadre piccole che hanno cominciato a vedere che il Napoli riprende un attimino le redini della situazione e può diventare pericoloso. Di conseguenza, fino a un certo punto, le squadre ti affrontano, ti studiano, si rendono conto che tu non sei offensivo e che non sei pericoloso e ti attaccano anche e ti creano delle cose. Ma questa è la storia che hanno fatto tutte le squadre anche l'anno scorso e che continueranno a fare quando il Napoli così. Ostruzionismo, lo sappiamo, quindi dobbiamo essere noi molto più svelti, molto più ficcanti, molto più decisi, perché si sa che ti giocano così contro, cioè non c'è alcun dubbio. Attilio Reghini, non ti prendo il messaggio perché non esiste proprio e fai il bravo perché io banno per queste cose qua. Oltretutto nome, cognome, se sono nome e cognome falsi si può comunque risalire al tuo IP. Fate le persone serie che esistono per legge, potete poi prendere delle brutte cose, multe, potete prendere delle denunce. Fate attenzione, valutate i social per quello che sono, le responsabilità di quello che uno dice, anche se non ci mette la faccia, esistono. Fate molto attenzione. Fate molto attenzione, cancella tu stesso. Stavolta sono d'accordo con Mazzarri, col Monza abbiamo giocato meglio. At least one penalty and he had to add 11 minutes. By 11 minutes, but at least 11 minutes. Ma non è questione di quanti minuti, è questione che anche se ne aggiungi 20 alla fine, sono 20 minuti in cui non si gioca, quindi tu non ci devi proprio arrivare a quello, perché lo sappiamo che nel finale è sempre così. E fatemi recuperare Tore mentre do il benvenuto a Franco Perna e ringrazio Tore Falanca. Zielo non c'era in campo, altro che chissà, molta imprecisione. Kvara è cresciuto sempre più verso fine match. Quanti ha mandati al bar? 4-5 e a ripetizione li ha mandati al bar ed io ce l'avevo assai con lui, con Kvara, per il gol. Onestamente io lo chiamo gol mangiato perché gliela spara un po' addosso a Milinkovic-Savic nel primo tempo, quella palla recuperata da Politano gliela dà bene, fa un bellissimo taglio, Kvara si trova sulla destra e purtroppo per me gliela tira addosso, dopodiché sale in cattedra. È stato quasi Kvara contro tutti. Nelle prestazioni individuali onestamente io metto sul piedistallo Kvara, ovviamente ci metto Lobotka che ha fatto una partita, ha dovuto mettere le pezze dove mancava Zielinski, dove ogni tanto mancava Anghissà sempre attacca e stacca, Zielinski tutto stacca, onestamente. E Juan Jesus, ecco, questi sono stati i tre, uno in attacco, uno a centrocampo, uno in difesa. Non basta, perché poi mi deve dare di più Di Lorenzo, mi deve dare di più Mario Rui, e dobbiamo essere un po' più precisi nell'impostazione da dietro con Ostigard. Politano benino nel primo tempo, però Simen pure ha sofferto molto la marcatura di Buongiorno, insomma individualmente non benissimo, si doveva fare qualcosa di più. Meglio Osti di Rachmani o no? Di testa le prende tutte, caro Luigi, di testa le prende tutte e non c'è dubbio. Come marcature palla a terra non lo so, però neanche Rachmani è perfetto, quindi secondo me si possono assimilare. Di testa è sicuramente un fenomeno Ostigard, non c'è dubbio. Con i piedi, se il passaggio non è in avanti, anche il passaggio semplice che fa Juan Jesus, se gliela dai indietro perdi 1 o 2 tempi di gioco.
e Calzona stava cominciando a parlare anche devono giocare a due tocchi, però non c'è nemmeno tanto il tempo di riallenarla questa cosa, che questa è una cosa che devi allenare, devono essere abituati, devono prendere la cazziata, la scossa elettrica ogni volta che toccano la palla 3 volte, e purtroppo si deve ricominciare da zero, si deve ricominciare dal pre-campionato per fare queste cose. È difficile riaccendere la luce durante il campionato. Che peccato, ha messo un cross Olivera pauroso. Quale cross? Amico mio, non mi ricordo cross di Olivera pauroso. Mi ricordo quello di Mario Rui, che non ha fatto una grande partita, però il cross di Mario Rui per Kvara è stato indubbiamente preciso. Speriamo che col Barça dimostriamo che siamo tornati, e speriamo, Daniele, certo serviva una prestazione diversa da questa per essere un po' più speranzosi, Non abbiamo perso, però devi fare molto di più contro il Barcellona, altrimenti ti fanno del male. L'unica speranza è che ci possano sottovalutare, ma non credo, perché il sottovalutare una squadra piccola capita quando giochi in campionato, quando ci sono le partite dentro o fuori, i quarti, gli ottavi, dice non ti sottovaluti, vai in campo, fai Barcellona, è brutto purtroppo arrivarci così, è veramente peccato. Kvara per sempre, ora per riscattare la stagione c'è solo da fare un miracolo e andare nel fastidiosissimo mondiale per club. E dici bene fastidiosissimo, perché poi ti capita durante l'estate, durante la preparazione, non lo so, però il miracolo sarebbe, al di là del mondiale per club, sarebbe andare avanti in Champions, perché significherebbe bissare il record del Napoli dell'anno scorso, e non è poco, perché è lì che cresce una società, è lì che cresce una squadra, quando tu ti confermi, migliori leggermente di volta in volta e ti abitui. C'è una cosa importantissima che ha detto De Zerbi ieri, De Zerbi che prende 4 gol da De Rossi. De Zerbi dice una cosa molto semplice, dice: questi sono giocatori che non sono abituati, una cosa che ha la Roma e che è più abituata a certe partite poi europee. Sfottete la Conference, sfottete la Europa League, andare avanti ed avere l'abitudine a certe partite dove poi il pallone è più pesante fa la differenza. È questo che deve accumulare il Napoli: abitudine a palcoscenici europei, abitudine a stare lì dove le partite veramente contano. Purtroppo se fai questo paragone non te la potresti nemmeno giocare col Barcellona, però esistono i momenti, esistono le partite anche particolari. Sono un po' moscio, tiratemi su voi. Però bastano questi risultatisti latenti, ottima prestazione, grandi parate dall'altra parte, punto no, Francesco, e tu sei sempre molto positivo e siamo d'accordo e ti voglio bene, ma ottima prestazione non me la sento onestamente. Nel primo tempo è stata una prestazione abbastanza fiacca, poi ognuno la può vedere come vuole, ma 0,73 nel primo tempo, loro 0,23, ha fatto un paio di parate, Milinkovic-Savic, ma 3 parate. È chiaro che il Napoli meritava, non si mette in discussione, ma ottima prestazione è altro, onestamente. Zielio e Meret non c'entrano niente, onestamente non posso essere d'accordo con te, e nonostante indossi la sua maglietta c'entrano come tutti, perché si devono prendere le loro responsabilità, e chiedendo anche a Calzona qual era il piano gara, se l'hanno fatto bene. Ecco perché è importante sentire le parole del tecnico prima di giudicare le prestazioni dei giocatori. Però ottima prestazione non ce la faccio, onestamente. Sono stato per buoni 70 minuti con la sensazione che non potevamo segnare mai, e questo non va bene. Poi dopo nel forcing mi ha dato la sensazione comunque da un momento all'altro lo puoi fare, però c'è stato abbastanza equilibrio e non ce la faccio. Giuseppe, volevo leggere anche qualche nome diverso, perché sennò leggo sempre gli stessi. Caglieco, perché vola? Massimo, tu arrivi sempre un po' in ritardo, ho già parlato dello scandaloso Orsato, questo valga per tutti. Se a volte voi fate delle domande che non ricevono risposta, è anche perché magari
quell'argomento è stato già trattato a inizio live, e questo capita anche quando poi arriva Guido dopo, quindi non ve la prendete se a volte le cose così, è perché tutta la live cerca di coprire tutti i possibili argomenti. Ne abbiamo parlato ma alla grande di Orsato, che non convince, non mi piace, ed è sempre e quello che ha detto Mario Rui, fa il fenomeno, non c'è dubbio. Più fatica che gioco, non è cosa nostra, il gol non ha dato più sicurezza, peccato. Zielinski in mezzo al campo sfogliato e si limita a fare il compito. Buonasera. Cagliacone, eccolo qua. Gli ultimi 2 mesi non ha volutamente percepito stipendi e dava tutto. Zielinski, delusione enorme. Purtroppo sì. L'immagine della partita 95esimi, Kvara contro tutto il Torino, è vero. Spero che resti per tanto tempo, ma ho i miei dubbi, sono amareggiato. Monumentale JJ. Io avrei inserito Simeone e ci sta questo discorso, perché poi tu nel finalissimo, ora mi sembra anche di lana caprile, o ci vuole descrivere e raccontare la sostituzione di Lobotka con Lindstrom al 92esimo, quando mancano 4 minuti di recupero. Perché tu non vuoi fare la pallata al centro, però mettilo un Simeone anche un po' prima. Non dico perché tu hai paura che se togli un centrocampista magari perdi completamente il controllo della palla. Non lo so, io alle volte mettere un attaccante in più non è detto che ti risolve, non è detto che ti risolve. Però per dare un compagno di mazzate in questa partita, ripeto, voglio che il concetto sia chiaro. Non sempre la soluzione, molto spesso non cambia niente, anzi perdi uomini a centrocampo e capace che becchi il contropiede. Però dare un compagno di mazzate al centro ad Osimhen secondo me non era una cattiva idea, proprio perché loro che giocano a 3 si dovevano decidere chi dei braccetti doveva andare a prenderlo, e visto che non stavano giocando più, il Torino stavano giocando solo contro di noi, metterci a 2 punte vabbè, devo leggere, devo bere, devo ascoltare qualche vocale. Sì. Che vi devo dire? Non ci ho messo abbastanza, purtroppo i miracoli non li posso fare. Colpa tua. Dovevo essere il vostro talismano, ma purtroppo questa era proprio una partita stregata. Mi dispiace. Buonasera a tutti amici bellini, non so se ascoltate questi fischi. Questi fischi sono dei tifosi del Nizza, stadio vuoto tra parentesi direi. Farioli e io continuo a sentire Farioli Farioli è uno degli allenatori sotto traccia del Napoli eccetera. Oggi vi dico gli ultimi risultati del Nizza. Questi risultati a Napoli farebbero ribrezzo, ve lo dico già, sarebbe subito contestazione e Farioli out. Io ve lo dico già da adesso, Farioli out, se dovesse venire. Brest Nizza 0-0, non vincono dal 27 gennaio e poi hanno fatto 2 pareggi e adesso 4 sconfitte. Ditemi voi se questo è un allenatore da Napoli, una Nizza che non crea niente in attacco e che appunto perde in casa anche con Montpellier, terzo ultimo in classifica, come un Garcia che ha perso con l'Empoli a ottobre. Io sto guardando già il futuro, scusatemi, però, perché tanto si sapeva che non facevamo un filotto di chissà quante partite, soprattutto col Barcellona che ha vinto 1-0, gran gol di Yamal, 16 anni. Ecco qua, adesso ascolto anche Perrone, e infatti perché il Barcellona stava giocando, ha cominciato alle 3 contro il Mallorca, 1-0. Sì, vabbè, ma Farioli sono quei nomi che escono all'inizio così perché stava facendo un po' di clean sheet e perché stava andando bene, poi vanno guardati gli allenatori, cioè guardiamo le partite prima forse io prenderei Farioli. Quanti di loro hanno scritto io prenderei Farioli senza manco essersi vista mezza partita, e perché era diventato il nome di moda? No, io non ce la faccio onestamente a seguire questa cosa. Marat, quanto tempo? Un abbraccio. Palese provocazione per quelli che parlano di schifo di partita. E lo so, Francesco, però gli eccessi opposti, hai capito? Schifo di partita non può essere, ottima prestazione nemmeno può essere. Quindi purtroppo io ti devo rispondere così, non c'è dubbio.
teniamoci stretti Calzona, io aggiungo a Calzone, ne abbiamo già parlato, però devo ripetere quello che è la mia condizione. Non vorrei, perché benissimo, cioè, si vede una grande differenza concettualmente, già in altra cosa. Non vorrei che però post Garcia, post Mazzarri, tutto ci sembra eccezionale. Ricordiamoci, signori, che per avere Calzona tu comunque ti devi sedere con la federazione, lui è comunque sotto contratto, gli devi fare un'offerta perché lui deve poi dimettersi, oppure devono mettersi d'accordo con la federazione. Per me non è concepibile che non esiste un'altra idea di un altro allenatore che non abbia il doppio incarico e ti devi tenere questo qua a mezzo servizio, che poi io adoro, va benissimo, è fortissimo, mi piace, è l'amore mio Calzona, però ci saranno altre idee. Se poi ti devi mettere lì, li devi convincere la federazione, devi convincere lui a mollare il suo incarico, non è l'ideale, credetemi. Poi ci convince perché quello che sta facendo in campo e il modo di vedere il calcio è più simile a quello che conosciamo e che ci piace. Però ci saranno altre idee. Ecco, se entrava Mazzarri al 90esimo era un'altra cosa. Kvara alieno, Kvara a volte veramente predica nel buio. Se arrivasse Conte io ci metterei la firma, toglici il pensiero, Ferdinando, toglietevi il pensiero. 5 difensori con un attaccante e prendi gol, sbaglio di Meret. Mi dispiace solo una cosa, non abbiamo fatto i minuti di silenzio per Akira Toriyama, RIP. E veramente ha preso corpo questa cosa dell'autore di Dragon Ball. Io però avevo fatto questa riflessione: perché si dice in italiano noi diciamo Dragon Ball? Perché diciamo Dragon, no? Però Ball, cioè invece di dire dici Dragon devi dire Dragon Ball, però inglesizziamo una parola e l'altra no, altrimenti dovrebbe essere Dragon con la G quasi. Sono quei misteri come Batman e Superman. Vabbè. Antonio Giordano ha dato grosse speranze per Conte, io vi tolgo grosse speranze per Conte. Siamo io contro Antonio Giordano, va bene? Antonio Giordano è anche un amico, ma io non ho grandi speranze. Siamo io contro di lui? Non mi interessa. Poi se vince lui lo chiamo e gli faccio avere anche un applauso e lo intervistiamo. Ma se vinco io lui mi fa l'applauso a me? No. Quindi non vale. Ma lo stadio a Bagnoli come lo vedi? Per me la più grande aureliata mai sentita. Lo è, Giovanni. Io mi sono permesso di liquidare la cosa con un tweet perché era la sparata talmente grossa che non valeva nemmeno la pena riaccendere la telecamera e fare un video per dirvi che siamo fuori logica. Prima di tutto lui dice 18 mesi per la bonifica e già il sindaco ti dice ci vogliono dai 3 ai 5 anni, quindi nessun 18 mesi è un anno e mezzo, quindi già dai 3 ai 5 anni, quando si dice dai 3 ai 5 anni ce ne vogliono 6 per la bonifica, quindi già andiamo ben oltre. Dopodiché se tu mi dici ok, finisce la bonifica, mettiamo il primo mattone, da quando mettiamo il primo mattone ci vogliono 12 mesi, sei un pazzo scatenato, ok? Vuol dire che ci stai prendendo in giro e vuol dire che è una cosa che i giornalisti, che dovrebbero sapere, che dovrebbero conoscere i dettagli anche degli stadi fatti negli altri... lo stadio più veloce fatto quando strutturalmente è così, ce ne vogliono almeno 18, ma sto parlando di quello che stanno facendo con l'Everton, 18 mesi e almeno hanno finito la struttura. Non è finito lo stadio, ma dove però in Inghilterra, dove paghi la gente in un certo modo, le ditte più serie, eccetera, eccetera. Io già la sento la voce di ADL che dice ma la prima ditta l'ho dovuti mandare a fanculo perché non volevano lavorare, eccetera, eccetera. 12 mesi, uno stadio di 60.000 posti, non si può fare. In 12 mesi puoi fare una villetta a Barcaturo, a Bagnoli, ma non puoi fare uno stadio in 12 mesi. Quindi già da lì, quello che ti sta intervistando dovrebbe dire, ma Presidente, ma 12 mesi mi sembra una valutazione un po' ottimistica. Vero, Babbi? Vero? Vieni. It's not a good game. Nuvasa. Not a great game. I saw.
Yes, she saw. It's all right. Because you were not here, and it's kind of your fault. I gotta go to work. She gotta work. Quindi è una buttata di positivo. Bobby, I'm hot. It's okay. Yeah, because I have 2 jerseys. It's okay. Take one off. I'm sick. Sì, Nuvas è la prima cosa che hai imparato. Quindi ragazzi, lo stadio tutto bello, tutto è semplicemente la solita minaccetta che lui fa, perché si sa che il comune, lo stadio San Paolo, Maradona, senza il Napoli non sa che farsene, e quindi cerca di minacciare, me ne vado, però non se ne va da nessuna parte. È dal 2004 che lo dice, ognuno ha riportato le cose, una volta da Fragone, una volta a Melita, una volta a Caserta, una volta a Bagnoli, poi è tornato a Melita, poi è tornato a Caserta, poi lo faccio a Salerno, poi lo faccio all'interno del Maradona, però ci vuole troppo tempo. Insomma, sono cose, sono promesse vacue, finte, vuote, che onestamente non merita, è una non notizia, purtroppo, e così siamo. Devo recuperare Pavito. Ciao Vale, domanda tattica per te Guido. Quali sono i principi di Calzona che vedete già? C'è altro che vorreste vedere da lui? Mando un grosso saluto a Vincenzone che mi sta simpatico assai. Vincenzone è un mito e non può non stare simpatico a tutti. I principi di Calzona, questa magari ce la conserviamo anche per quando arriverà Guido. Comunque ci sono i principi di... ho sbagliato la star. Sbagliato. Vabbè, ci sono i principi di partenza dal basso, quindi un pochino di fazzolettino, che molto spesso può essere un rischio, però ci sta, un po' di riaggressione, anche se oggi non l'ho vista un po' meno organizzata la riaggressione. C'è il principio di avere sempre il pallino del gioco, c'è il principio delle difese preventive piuttosto che le difese di rincorsa, e ce lo ha detto nell'intervista che ha fatto a Cronache di Spogliatoio. Ci sono dei principi di gioco che conosciamo abbastanza bene. Cosa vorrei vedere di più? Vorrei vedere anche la capacità di avere un po' più di coraggio, magari qualche cambio un po' più in fretta, avere anche un po' di elasticità. Non è detto che devi stare sempre con lo stesso modulo, però è così ingeneroso chiedere a Calzona, che è arrivato che ha fatto 12-13 allenamenti in totale, prendendosi una squadra non proprio allenata. È difficile chiedere. Abbiamo detto aspettiamo Mazzarri, non giudichiamo subito, figurati se possiamo giudicare Calzona. Serpico, grazie, ci proverò e devo avere anche io il tempo, perché nel momento in cui faccio la richiesta, e la farò, e ve l'ho promesso, e lo farò, perché se il Napoli non vuole fare più le conferenze, ma cambia, cioè occupa quel tempo magari facendo interviste rilasciando interviste ad altre testate o non testate, perché io non sono una testata, però Valentina è sempre stata molto disponibile con me e ci proverò, però devo essere anche io al 100% disponibile, perché chiedo, però ovviamente devo stare ai loro tempi. Se loro mi dicono non posso fare a questo, quindi devo avere anche io un po' di tempo a disposizione, e non ne ho tantissimo, devo dirvi la verità, però lo farò. Dimenticato Caserta, Salerno, Benevento, eccetera eccetera. Buongiorno Ellinetti, buongiorno. Sembravano giocatori di rugby e non c'è dubbio. In Italia in 12 mesi passa il tempo solo per avere i permessi. Sì, ma io ne facevo una questione, Anello, quando hai avuto tutti i permessi, quando tutta la burocrazia l'hai risolta, quando veramente metti la prima pietra, ma minimo ci vogliono 2 anni, ma minimo, senza intoppi ci vogliono 2 anni e non certo 1 anno. Poi immaginate anche con quel bel panorama, un po' di caffè, pigliamoci una pasta, tanto teniamo tempo, non prendiamoci in giro, Senza DS che i devoli, ma hai ragione Eddie, da lì si deve partire, è da lì che io vorrei, capito, che non sia sempre tutto in mano al presidente, perché ti puoi anche liberare dell'onere di fare tu delle scelte, di essere sempre responsabile.
un DS ce l'abbiamo, è Meluso, ha potere decisionale? Non lo so, da quello che abbiamo visto, da quello che ci dice il presidente, non ha grandi potere decisionale in fase di mercato. Per quanto riguarda gli allenatori, alla fine De Laurentiis ha sempre scelto lui in prima persona, però sarebbe meglio, sai, avere uno di campo che questo qua lo conosco, questo allenatore ci ho lavorato, questo so che tipo di giocatori vuole, e lì fai un discorso di organizzazione generale un pochino più logico. Daniele, sei una persona dal cuore oro, intelligente, da tanto che seguo like, sei l'unico che ho fatto l'abbonamento. Domanda, pensi che ADL richiama Sarri? Grazie mille Daniele, sei gentilissimo. Non credo, allora, non lo so, cioè nel senso non sto nella testa di ADL. Da quando ADL ha richiamato Mazzarri tutto può essere anche che voglia richiamare Sarri, anche se non si lasciarono benissimo, ce lo dobbiamo ricordare. Però può essere, io ti dico spero di no, perché voglio sperare che ci siano delle idee nuove, e oltretutto abbiamo rovinato il ricordo di Mazzarri che era ottimo, Mazzarri condottiero di un altro Napoli. Purtroppo molti hanno adesso un ricordo di Mazzarri non idea. Perché dobbiamo rovinare anche il ricordo di Sarri, che è oramai verso la fine della sua carriera e non mi sembra che sia stato capace di replicare il calcio che faceva al Napoli, né con il Chelsea, né con la Juventus, né con la Lazio. È un Sarri molto diverso, è un Sarri anche più pragmatico, se vogliamo, che fa il contropiede, ma io vorrei qualcosa di nuovo. È possibile? È possibile chiedere qualcosa di nuovo? Spero proprio che ci siano altre idee. Lo spero. Se domani l'Inter vince, ci hanno scucito lo scudetto matematicamente all'8 di marzo. 75 punti a 44, che dici, è brutto, sì. Così presto è proprio brutto. E purtroppo credo sia un record. Tanta è stata la gioia e tanto è stato il dominare il campionato l'anno scorso, tanta è l'amarezza di quest'anno, dove non siamo stati in grado nemmeno per un attimo di assomigliare a quelli là e dare la sensazione di volerlo difendere col cuore e con i denti. Purtroppo non mi sembra, non è proprio stata la stagione. Con chi si è lasciato bene a DL non lo so, forse con Reia. Che sia Europa League o Conference League o Champions League, penso più Conference, a questo punto spero che si affronti la competizione con serietà e dedizione. Sinceramente è un percorso che non butto dalla finestra. Giuseppe, e io sono d'accordo con te, purtroppo la pensiamo così io, tu, qualche altro tifoso, ma non lo pensa così la società, perché ricordiamo che già l'Europa League è sempre stata descritta come un fastidio, perché non porta abbastanza soldi, perché e anche poi cavalcato dagli addetti ai lavori, uscire da questa coppetta che non serve a niente, concentrarsi in campionato. Quindi purtroppo, ma se tu vai in Conference è chiaro che vai in Conference per dominarla e per vincerla, e visto che i percorsi di una società si arricchiscono con trofei e il Napoli non ne ha tantissimi, c'è spazio per mettere una coppa anche se più piccina, non di grande prestigio. Io sono con te, se arrivasse ben venga e si faccia alla grande. Di Lorenzo quest'anno è invisibile, più che invisibile, amico mio, io credo che sia esausto, e lo abbiamo detto anche altre volte purtroppo. Lo dicevamo anche a Spalletti, solo che tutto andava bene, e quando va bene i muscoli recuperano anche più in fretta, la testa si rilassa, perché ne abbiamo vinto un'altra, che bello, i miei compagni e così. Però è un lavoro che sta facendo Di Lorenzo che non ha precedenti, senza mai saltare una partita. Devi fare anche il capitano, quindi devi andare avanti e indietro per il campo a parlare con l'arbitro, a parlare con gli avversari, a difendere il dischetto del rigore. È un lavoraccio. E purtroppo quando si è parlato il vice di Lorenzo, Zanoli, e nessuno ci si fida, e Zanoli non si fida. Peresischi, e non si fidano, e comunque non giocava finché non avevamo vinto. Adesso arriva Mazzocchi, è arrivato il vice di Lorenzo. Mazzocchi ha giocato a sinistra o ha giocato semplicemente quando Di Lorenzo era squalificato? Signori, il vice di Lorenzo non c'è, o meglio, se vuoi veramente un vice di Lorenzo ne devi prendere uno che veramente possa mettere in difficoltà
l'allenatore e possa far riposare Di Lorenzo. La fascia è sua, il posto da titolare è suo, ma non abbiamo mai preso. E là, secondo me, va chiesto anche ai procuratori, perché ogni volta che esiste poi la dualità c'è quel procuratore che se la prende, dice ma lui deve giocare sempre, non esiste proprio, e lì si crea il problema con Oliveira. Politano se lo porto via, e ti hanno venduto Lozano, e infatti Politano titolare inamovibile, Di Lorenzo la stessa cosa. Purtroppo queste cose non credo che aiutino, ma posso avere torto io. La mia domanda è: ma chi vorrà venire dopo questa stagione disastrata da noi? Scordiamoci Zirkzee, Gyökeres, Sesko, se andiamo in conference non è neanche sicuro, è giusto, e questi nomi ora non lo so se Gyökeres se Sesko l'ha individuato per tempo e l'hai bloccato e l'hai opzionato è un conto. Zirkzee purtroppo è già da considerare che torna al Bayern per una ventina di milioni e poi lo possono vendere loro se non ci vogliono puntare, che è anche uno spreco Zirkzee come vice Kane. Però è tardi, lo dovevi già aver preso, lo dovevi già aver bloccato. E onestamente è una domanda legittima, cioè rappresenta Napoli adesso, anche senza le coppe importanti, un punto di rilancio della tua carriera? Se siete convinti? È più difficile, e ce lo spiegò Spalletti: arrivano meno offerte per i tuoi quando non ti qualifichi in Champions, è più difficile convincere i giocatori, a meno che non fai grandi offerte economiche, perché poi i giocatori, il Napoli i soldi ce li ha, li puoi convincere economicamente a venire, oltre al mare, al sole, alla pizza. Però non credo che il Napoli voglia fare questo. Il Napoli adesso avrà il grande problema di vendere bene Osimhen, perché altrimenti tieni questo giocatore a 10 milioni ed è tutto in dislivello. Di Lorenzo è imprescindibile, solo un top può smuovere la sua titolarità. Anche lì la gavetta fa rumore. Una partita brutta per colpa nostra è loro, ma se segni con un colpo da campione non prendi gol se ti colpiscono il portiere. Sì, cerchiamo di andare in Europa, e poi Palladino e tanti nuovi giocatori. Lo sai, Palladino, Max, a me piaceva e piace ancora. Non lo so se ha altre intenzioni, se ha già una squadra, perché si muoveranno molti allenatori e questo va tenuto presente. Sicuramente Palladino ha fatto un lavoro con un Monza, non proprio una squadra impossibile con grandi giocatori, ha fatto un lavoro importante sia l'anno scorso che quest'anno. A me piace e vediamo, perché veramente non è chiaro finché non si sa almeno che tipo di velleità ha il Napoli l'anno prossimo. Buonasera, io una cosa non capisco: se Zielinski sta fuori dal progetto e ormai è a Milano, perché non adattare Lindstrom come mezzala? Contro un Toro uomo su uomo si poteva fare, al di là di Toro uomo su uomo. È un'idea che secondo me esiste e si può fare, però è là che devi chiedere a Calzona. Può essere pure che Calzona dice io non lo vedo proprio, perché ci sono degli allenatori, per esempio Mazzari ci aveva detto Lindstrom gioca meglio nella zona di Kvara. Quell'altro Garcia lo utilizzava e non lo utilizzava, sempre alle volte un pochino a destra, così. Lindstrom è il giocatore proprio degli half space, è proprio il giocatore che è di difficile collocazione nel 4-3-3, molto difficile da collocare. Io la farei un tentativo, anche per capire per l'anno prossimo se devi cambiare effettivamente modulo per far giocare questi giocatori che hai pagato anche tanto e che devi valorizzare. Allora potrebbe essere effettivamente un'idea anche in sede di scelta dell'allenatore. Guarda, io c'ho Raspadori che gioca bene sotto la punta, c'ho un Lindstrom che secondo me sotto la punta a destra o a sinistra è importante, io devo utilizzarli questi qua. Lo stesso Kvara, se invece di partire dall'esterno parte un po' più dietro la punta, non è un problema, non è che lo perdi Kvara. E quindi potrebbe essere un'idea giocare con i 2 trequartisti e una punta, o giocare con un trequartista e 2 punte, puoi cambiare completamente. Non è detto che dobbiamo essere legati fino alla morte con questo 4-3, questo è il problema generale di tutta la stagione. Dobbiamo fare il 4-3, facciamo un mercato non da 4-3-3.
questo conflitto si è trasformato, si è tramutato in questa stagione di equivoci, purtroppo. E questa è un'ottima domanda che va fatta a Calzona. Come lo vedi Lindstrom tu? Lo ritieni che ad obiettivi chiusi, perché oramai non c'è niente da fare, prima o poi lo vedremo anche adattato, lo vuoi provare? Oppure Lindstrom fase difensiva proprio non la fa e allora preferisci uno Zielinski che almeno di posizione, non di grande contrasto, ma di posizione segue gli avversari e sta là come posizionamento? Evidentemente Lindstrom non dimostra neanche questo in allenamento. Sono domande ottime che ci possono stare. E devo ringraziare ancora Luigi, grazie sempre e infinitamente. Misuriamoci la palla, ma quale Europa? Conte, Calzone, Osimhen e Stadio a Bagnoli. Ho paura che il prossimo anno saremo di nuovo mediocri con nuovi vari Nathan, Caiuste e Mazzocchi. Non c'è più Giuntoli. Ora, al di là di Giuntoli, amico mio, e ti ringrazio, non è solo cioè, il Napoli può fare mercato anche senza Giuntoli, non è il problema di Giuntoli. Il problema è sostituirlo con qualcuno che piano piano prenda quello che poi Giuntoli ha preso come credibilità anche nell'ambiente e anche con il presidente. Secondo me all'inizio Giuntoli non si conosce la voce di Giuntoli, poi ha preso piano piano con credibilità, ha preso quel valore anche all'interno dello spogliatoio, all'interno delle mura di Castelvolturno. Quando passa Giuntoli sta passando uno che di calcio ne capisce, uno che se parlotta con il mister non dice cose così e gli può dare anche un consiglio. Ci sono altri nomi, mi potete fare il nome di Sartori, mi potete fare il nome di Petracchi, mi potete fare altri nomi che possono funzionare o meno. Se prendi invece uno che non ha tanto da dire perché è arrivato tardi alla ribalta e oramai la sua carriera era quasi finita, mi dà l'impressione che invece vuoi fare tutto tu e non lo vuoi questo personaggio che ti può dare una mano e ti può dire una cosa in più. Quindi si può fare anche senza Giuntoli e voglio sperare che non saremo mediocri, che qualcosa può cambiare a partire da un allenatore che abbia delle idee, però deve partire dalla proprietà questa volontà, altrimenti ci affidiamo di nuovo a scouting, scommesse che puoi vincere o meno sperando che ti vada bene. Cioè è stato un po' troppo di speranza. Fragili mentalmente un po', ma un po' sempre, voglio dire, non è che uno puoi cambiare, è nel DNA del Napoli essere fragile mentalmente. Però oggi Accardi è un altro nome interessante. Però oggi più che fragili mentalmente li ho visti un po' stanchi, ragazzi. Ricordate una cosa, e ve lo dissi e lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle con Gattuso: rincorrere stanca. Lo abbiamo visto anche sulla pelle degli altri l'anno scorso. Il Napoli se ne va, non stecca, tu rincorri e ogni tanto inciampi, perché rincorrere stanca da morire. Tu pensi ne hai vinte una, ne hai vinte due, ne hai vinte tre e non hai fatto nulla. Anche se avessi vinto la terza, comunque non avresti fatto nulla nei confronti del Bologna che non perde mai. Da rincorsa stanca. Purtroppo siamo in una condizione dove rincorrere diventa difficile. Ascoltiamo Francesco. Io sinceramente sono un po' abbattuto, ma non anche tanto per la prestazione del Napoli, che non è stata questa grande prestazione, ma non abbiamo neanche giocato male, ma più che altro perché penso a chi si vede la Serie A all'estero e vede una partita del genere, cioè realmente 10 minuti di recupero come minimo, ma tolto quello, c'è interruzione a non finire, gente infortunata, la bolgia del San Paolo segna per noi, vabbè, Don Raffaele, mamma mia, Kvara vabbè, alle giocate del campione, peccato che non ha segnato, perché altrimenti si stava parlando di un qualcosa di clamoroso, bello comunque l'asse Mario Rui Kvara sul gol. E ovviamente giocheremo contro il Barcellona in crisi a -5 dal Real. Evviva!
Evviva, evviva! Grande Francesco. Sì, infatti, perché poi il Barcellona, il più scarso Barcellona della storia del Barcellona, un attimo, perché sono comunque secondi e noi non siamo assolutamente vicini ad essere nella loro forma e nella loro cosa, quindi non mi sembra proprio il caso. No, non è acqua, che però essendo verde, il green screen, vedi, questo lo metto qua, diventa verde, ma... Perché? Perché io devo mettere un quadratino verde, per se no questa diventa la bandiera della Francia e non mi sembra proprio il caso. Un Dia al posto di Osimhen? No, Dia giocatore problematico, Vince, non esiste proprio un altro problematico, no, assolutamente no. E io ripeto, unpopular opinion. Vendi di Osimhen e fai lo stadio, ma fallo seriamente, comincia, metti la pietra a terra e fai lo stadio più bello del mondo. Io quello che ho letto, per questo mi fanno ridere certe... Sarà lo stadio più bello del mondo, ma chi cazzo lo decide? Cosa è lo stadio più bello del mondo? Perché il nostro stadio dovrebbe essere il più bello? Perché c'è il mare. Non ci sono i presupposti, non avete visto un progetto, non avete visto un disegno e sarà lo stadio più bello del mondo. Ma volete fornire veramente, guarda, è una cosa. Dionisi è un allenatore che non era neanche male, però prendiamo uno che è andato molto male quest'anno con il Sassuolo. Non lo so, Guido, non mi convince. Buonasera amico Bellini, buonasera amici Bellini, buonasera Valerio. Col tuo permesso vorrei salutare i tassisti. Sì. Tassisti però, no Uber. No, tassisti. Tassisti. Non facciamo. Fa molto piacere che la tua trasmissione sia l'oggetto del desiderio più seguito da tutte le trasmissioni sportive, visto che attingono con manica larga, senza mai citarti. Fa piacere che hai citato 72 come quota punteggio che io ho detto al girone di andata. Però ho anche aggiunto potrebbero non bastare, non ci arriveremo manco col binocolo a 72, comunque potrebbero non bastare, perché gli altri come il fatto che era la quinta volta e solo 2 squadre hanno battuto le Juve per 5 campionati di seguito in casa. Comunque di che cosa vuoi parlare, Valerio? Da dove iniziamo? Questa partita mi è difficile inquadrarla, non ho capito, ho visto distanze un po' larghe da parte dei reparti, non ho visto quella compattezza di squadra che ho visto nelle altre gare. Innanzitutto inseguire con questo obbligo assoluto di dover fare tutti questi punti, cioè tutte vittorie e solo 2 pareggi, e tra l'altro prego Valerio. C'è Domenico che ringraziamo, la delusione è tanta, però Calzone ha acceso la luce, Kvara è il nostro fuoriclasse. Chissà se si fosse iniziato così, che è una considerazione legittima. Noi dobbiamo parlare della cronaca, no? Chiaro, sì. È una considerazione legittima, però sono tutti interrogativi retorici. Dicevo, è difficile. Tra l'altro mi fa molto piacere che De Laurentiis dice che vuole vincere lo scudetto in 3 anni, no? Perché è un'affermazione di buon senso, che però ha 2, e vengo alla partita di oggi, non mi sto né perdendo né dilungando, ha 2 elementi di debolezza. Il primo, devi essere capace di farlo, il secondo, gli altri devono fartelo fare. È come la partita di oggi, cioè inseguire è difficile, ma ci sono gli avversari. La partita di oggi è un po' la falsariga del campionato di quest'anno, no? Che hanno visto qualcosa di buono, qualcosa di negativo, qualcosa di storto, qualcosa di non riuscito, perché Napoli si è fatto imbrigliare per lunghi tratti della prima partita, primo tempo anonimo, tranne qualche accelerazione, nel non ritmo e nelle mazzate del Torino. Io non voglio proprio toccare il caso Orsato, per me per anni Orsato, non amo gli assoluti, solo i politici e i sit ragionano per assoluti, che è il più bravo del mondo, però veramente era un fuoriclasse, però veniva umiliato, non era manco internazionale. Quando si è accodato a quella società potente, ha cominciato a fare una carriera spettacolare, ma ha fatto schifezze di innumerabile. La partita di oggi di Orsato è inguardabile, Valerio. Non capisco come poi con l'ennesima partita del Napoli, dove c'è un arbitraggio nel primo tempo e uno nel secondo tempo,
Però mentre Marotta, con tutto che l'Inter non era stata svantaggiata, ha messo il veto e per 3 anni e mezzo Orsato non l'ha vista manco. La roba è inspiegabile. Noi dovevamo mettere il veto che non potevamo. Continua a danneggiare, per cui non lo voglio toccare. Invece il Napoli è finita in questa non ragnatela, perché non è stata una ragnatela tattica. Addirittura, se tu ci fai caso, prima del gol, no? Bellissimo gol, tra l'altro, bellissima azione tutta condotta e poi portata a termine da Kvara. Quanto sono importanti quelle sovrapposizioni che ti dicevo io, dove il giocatore non le faceva mai Insigne. Premia la corsa del compagno, ma così si rimette in gioco e tu hai più possibilità. Insigne tirando escludeva tutti gli altri compagni. Ma poco prima del gol il Napoli è rimasto imbrigliato in questa azione della foca monaca, no? Questa palla in alto di testa, è accettato per lunghi minuti questo non gioco del Torino, e quindi alla fine siamo andati a sprazzi. Per quegli sprazzi siamo stati pericolosi, non in maniera super eclatante, però in maniera, diciamo, dignitosa, con un Kvara e una Anghissà in crescendo. Però il problema è che a sprazzi tu non dai continuità. Il gol in parte sfortuna, perché comunque è un rimpallo roccambolesco sul viso di Anghissà che diventa un assist in certo area piccola, non è un passaggio voluto, e quest'anno ne abbiamo avute di azioni un po' sfortunate. Però c'era il tempo per ritornare in vantaggio, non è che hai preso gol all'89esimo e ti spezza le gambe. Il problema è che Napoli con 28 punti nel girone di andata è impossibile andare in Champions, devi fare 44 punti, il record dopo il maestro Sarri di 48 non è possibile. Più 16 sulla classifica Guido sono tanti, più 16, se fai più 8-9 quanto sta facendo la Roma, tanta roba in un girone di ritorno. Napoli è appena più 2 sulla classifica Guido, una miseria soprattutto perché non è che parti da una classifica solida, ma una classifica pessima nel girone andata. Quindi io ho detto scordiamoci la Champions, scordiamoci l'Europa League, speriamo di entrare nelle prime 8, un settimo posto, e di costruire le basi per un campionato solido e dignitoso l'anno prossimo. Quindi chi ancora si lascia prendere da voli pindarici poi rischia di fare come l'anno scorso quelli che scrivevano tutte vittorie sconfitte, no? Le tabelle che poi portano male, vedete, sì. Ma non è manco di portare male, non hanno senso in un calcio che diventa sempre più scientifico e strutturato. Chiaro, io credo che l'unico, non dico non vincitore, ma non perdente di questa stagione drammatica del Napoli, che se ne dica, perché continua a essere insultato nonostante pare che sia finito lo champagne in tutta la Francia, è Rudy Garcia. Cioè, Rudy Garcia ha visto tutto bene di questa stagione, ci ha detto tutto bene, e non tutto probabilmente quello che ci doveva dire, ma diciamo quello che ci ha detto era tutto corretto. Cioè, Napoli neanche se butta la palla con le mani in porta vince 3 partite di seguito, e siamo arrivati alla 28esima, Valerio, e comunque poi c'era da ragionare, è la terza vittoria di seguito o la terza, considerando che comunque era un recupero quello del Sassuolo, ma non è avvenuto, il Napoli non ha vinto 3 partite di seguito, e si spera appunto che tu negli ultime 11 vincevi tutte, con 12 anzi, ne pareggiavi 2, e tra l'altro questi due pareggi ovviamente non possono avvenire con Bologna, Fiorentina, quindi non possono essere con tutti. Roma, quelle che ti stanno avanti, è chiaro. Atalanta e neanche Torino, perché col Torino adesso hai lo sconto diretto in negativo. Anche una vittoria di 2-0 col Torino hai lo sconto diretto, che non è avvenuta. Scusa Valerio, no, ringrazio lo Starving Italian che dice bisogna ammetterlo, sono fragili mentalmente, chiamando ovviamente in quest'anno ci sono stati episodi di fragili mentalmente nel girone andata con Maestro, adesso no, adesso è solo dura. Tra l'altro è una cosa che io vi feci notare, e mi ascoltavo un po' mentre segnavo tutti i numeri già in tempo reale nelle mie varie schede, che poi non si gioca nei gironi di ritorno e non si gioca nei secondi tempi. Come non si gioca nei minuti di recupero, cioè questa è perché poi me ne puoi dare anche 18, no? Sì. Perché do una cosa una comunicazione di servizio agli amici che ovviamente non possono seguire Paramount Plus. Prima del recupero il telecronista ha detto potremmo vedere qualcosa di simile come abbiamo visto
nei mondiali, cioè i recuperi che superano i 10-15 minuti, perché lo abbiamo visto nei mondiali come esperimento. E quando ne ha date 6, il telecronista era anche un po' sorpreso. Forse non saranno contentissimi quelli del Napoli, perché si è interrotto tantissimo. Ma pure se me ne dai 18, che si buttano a terra con i crampi e nessuno dice niente, e quell'altro sto per battere il fallo laterale, sto per battere, no, batti tu. E là è una presa in giro. È stato abbastanza irritante. Orsato ha consentito di tutto e di peggio, anche i giocatori che fanno un intervento, sono a mezzo metro dalla linea di fondo, si accasciano a terra, comunque spezzetti il gioco. Il campionato è andato così, si tratta di, ripeto, gettare le basi per un campionato solido e dignitoso l'anno prossimo, dove non vinceremo lo scudetto, ma non è lo sciacallaggio, il disfattismo e buonsenso. Mi rendo conto che più gli anni passano e più non è tanto il fatto che sia uno studioso, perché sia un appassionato romantico ma non tifoso, perché se per me tifoso significa perdere il lume della ragione, preferisco non esserlo più. Cioè per me tifo non significa barattare il fatto che poi ai miei occhi, perché poi non mi interessa neanche agli occhi tuoi di nessuno, manco di mio padre, sono un imbecille e né diciamo di fronte ai colleghi, quindi questa è una specificazione che faccio a chi casomai per la prima volta ci segue, ho detto ma pessimismo è buonsenso, e tra l'altro i passi di continua crescita, no? Sono quelli fondamentali. De Zerbi e sembrava Guido Gentile, no? Ho detto ragazzi, noi è il primo anno che andiamo in Europa, queste cose si pagano, e le tante uscite dalle coppe, quando la Roma ha fatto una semifinale di Champions League e 2 finali, una di Conference League vinta e una di, tra l'altro consecutiva, di Europa League persa ai rigori, e significa che tu hai passato i 16esimi, gli ottavi, i quarti, le semifinali per 2 stagioni consecutive. Chiaro, sì, ma se voi andate a vedere storicamente con le squadre di Juric quanto poco si gioca, i falli lo sappiamo. Tra l'altro quest'anno è un anno, le 2 ammonizioni c'erano, tra l'altro non so se tu l'hai detto perché non ho seguito dall'inizio tutta la live, Osimhen era diffidato, salterà l'Inter. Lo sai che non lo dice nessuno, io mi ricordo perché ne parlavamo che Osimhen, essendo stato espulso, comunque gli restava io ho segnato 4 e oggi il 5° cartellino. Sì, pure per me è così, però non di lo portava solito nessuno. I miei dati sono corretti, sarebbe posso non sbagliare, lo portava nessuno, però questa è una conferma, perché pure io mi ricordo questa cosa quando se ne andò, che rimaneva diffidato. Esatto, se ne andò rimaneva diffidato. Sì, Fabio Versatile ci diceva che con l'Inter prevede una partita per distacco. Superare i 30 punti, Valerio, è proprio un'umiliazione. Però pensiamo a non prendere l'imbarcata col Barcellona. So che c'è, non so se poi volete fare domande sulla partita di oggi. Ripeto, credo che Valerio sia stato molto corretto, preciso e saggio, e tra l'altro anche nel manifestare un certo imbarazzo e disagio di non riuscire a interpretarla totalmente questa partita. Però questa partita sarebbe scorretto vedere una partita negativa, un disvoltismo, perché il risultato comunque è fortemente negativo e penalizzante del Napoli, fortemente, non nascondiamoci davanti, e neanche dire una ripresa, è una tappa. E Rachmani quando segnò quel gol all'ultimo con la serenità, no? Lui lo disse, attenzione, il campionato ci riserverà ancora molti bocconi amari e abbiamo, lui lo vive dall'interno, ancora cose da mettere a posto, e non pensate che questo sia il mago che arriva con la bacchetta in 5 minuti. Più che altro si sta vedendo una squadra che ci crede di più, che si aiuta di più, questo l'abbiamo stiamo ritrovando alla grande. Io pensavo di dover andare a salutare l'ultima domenica al San Paolo Zelischi, ma io temo di andare a salutare l'ultima domenica a San Paolo, che vado a Schelia. Aiuto. Sul sito Serie A non dà Osimhen in diffidati Mazzocchi in gol. Lo so ragazzi, e sapete che cosa è successo? C'è una doppia ammonizione con la Roma. Sì, e infatti questa è quella cosa. E Osimhen lo portava diffidato, per esempio io mi affidavo al sito del Fantacalcio e lo portava diffidato finché poi non è partito. Non ho il tempo perché dovrei mettermi a guardare tutti i report, ce ne ho, però sottrarre tempo alle domande. State sereni, dopo che ci salutiamo
io mi prendo 5 minuti, mando a Valerio tutte le giornate in cui ha preso il giallo, e quindi voi comunque nell'analisi che farà Valerio, che la registra, immagino dopo che noi ci siamo salutati, avrà questo dato preciso, quindi io vi segnalerò, è stato ammonito a questa giornata, quindi mettiamo un asterisco, proprio perché vi sottrarrei tempo, perché insomma devo guardare 28 giornate. Io insomma nei miei file ho segnato queste 4. Sono andato ad aggiungere la quinta, ho segnato la sesta a JJ, però ripeto, Guido Gentile raramente, però può sbagliare, non è Dio. Guido, intravedi delle somiglianze fra il calcio, social e American Fiction, canali che portano grida e maleducazione che diventano popolari, mentre invece canali come Vale che vengono visti di nicchia? Però questa è una cosa che ormai va avanti non solo nel calcio da tantissimo tempo. Io che provengo da questo mondo, anche se ho iniziato parallelamente, penso, a seguire sia il calcio che il cinema, molto piccolo. Pensate che io ho visto Guerre Stellari al cinema, e del 77, Superman al cinema del 78, lo vidi al San Marco di Caserta, Superman, me lo ricordo ancora, che è uno degli schermi più belli del panorama, e ho incominciato a seguire il calcio seduto sulle gambe del decano del giornalismo in tribuna stampa. Oggi non si potrebbe fare perché dovresti avere l'accredito anche come bambino, quindi è un mondo che... E questo fatto che la qualità, non dico che non paga, comunque sia appannaggio di una cerchia inferiore rispetto a qualunque cosa, che sia modo di vestire, il modo di parlare, eccetera, purtroppo si è accelerato negli anni '80, fine degli anni '80, ed è sicuramente esploso in maniera esponenziale con i social, però è un fenomeno sociale che era iniziato prima. Quindi la risposta è sì, ma non riguarda solo il calcio, e non so quando, usando un'espressione anche abbastanza ritrita e mi rendo conto non particolarmente originale, si toccherà il fondo. Non si è toccato il fondo, purtroppo, ma non è questa né un modo per gioire. Sul fatto che Valerio, che comunque comincia ad avere numeri enormi, ma ovviamente ridicoli rispetto a chi ha 150.000 in un attimo visualizzazioni, intanto ci deve far ben sperare, nel senso che ci sono state tante persone, e non pochissime, che si sono accodate a questo modo di raccontare il calcio, che mantiene sia la passione, la reaction romantica dell'altra volta, ci ricorda quello che io vi ho sempre detto: vivete la partita come meglio volete, perché non dovete diventare dei robot. Dopo però non dobbiamo diventare degli imbecilli a negare la realtà, quindi il momento della partita al massimo ci sono delle proprie emozioni, ciascuno le viva nell'ambito dell'ordinamento giuridico, sempre chiaro, come meglio crede. Però, dicevo, Valerio accompagna questa genuità della passione che vive e riesce a trasmettere agli altri, però poi questo studio maniacale dove io malissimo nel mio piccolo forse ho contribuito, continuo a dire cacciatemi. Quindi intanto teniamoci questi numeri, che tra l'altro sono in crescendo, cioè Valerio non ha una flessione, no, si va ormai verso i 22.000, no? Io mi sono perso dai 21.500 ai 21.600. Purtroppo è così. Io ho un'amica ballerina, ve l'ho detto, che ogni tanto mi chiama, io poi non sono un grande esperto social, che si arrabbia più di me, di mezzo mondo, perché sono poco seguito, quando dal mondo, sono nel mondo reale, cioè io ho più persone che mi seguono dal vivo, e lei dice: ma c'è gente che dice parolacce, urla, c'ha milioni di visualizzazioni. Ho detto: ma tu non puoi paragonare questa cosa, purtroppo è questo il mondo, devi, non dico accettarlo perché è sbagliato, però non ti puoi far... È come Venom, no? Venom, lo conoscete il personaggio della Marvel? Non ti puoi venomizzare da questa... Riccardo torna dallo stadio e dice: ma suo Osimhen non era rigore quello al 70° quando il difensore gli sale sulle spalle con tutte le mani? Secondo me il primo nettamente no, troppo lieve. Il secondo parliamone. Ce ne sono 2 di affondamenti. È vero. Comunque domani mattina presto posterò la reaction, sto cercando di... Orsato ha fatto segno no, ed è più potente lui del VAR. Sì, ma a un certo punto Orsato fa pure così, che lo manda a fare... Come si permette? Devi fare l'arbitro
invece Orsato è sempre quello là che si prende le questioni personali. Tanto è vero che Mario Rui lo dice a fine partita: devi fare sempre il fenomeno, cioè JJ ha ti preso innervosisce Orsato. JJ ha preso una munizione che c'è, non ha manco protestato, è molto calmo, partita pulita di JJ, però nel secondo tempo abbiamo visto 3 falli di quel tipo senza giallo. È proprio vero, no, è vero. Stesso fallo, proprio uguale. In conferenza hanno chiesto a Lindstrom a centrocampo a Calzona, quindi ragazzi fatemi sapere per Posso quanto fare un riguarda regalo Calzona. ai miei colleghi? Vai. Perché poi non è detto il fatto che io sia pacifico, non è che non rimango male quando copio una cosa. È nata una, credo, garbata, perché io cerco non cado nel tranello di litigare nella vita reale, figurati su internet e addirittura nel canale dove sono ingiustificatamente ospite di Valerio, questo perché una persona scriveva sul fatto delle domande banali delle conferenze stampa, poi legava anche al fatto dei debiti, eccetera. Io gli ho risposto, ci siamo insomma scambiati 2 o 3 risposte. Il fatto che ci possano essere delle domande che giustamente adesso le amiche e gli amici bellini di Valerio, che sono diventati molto più preparati e esigenti di come probabilmente pretendono in maniera insomma garbata, non ci deve fare insomma accontentare. Allora ti faccio un esempio: il fatto non è vero che sono inutili le conferenze stampa, sono inutili, ogni cosa è inutile se tu la fai diventare inutile. Allora faccio 2 regali, 2 cose che non sono mai state dette. Come è cambiato il modo di allenare con diciamo l'incremento della tecnologia? Mi spiego: quanta è la percentuale che può cambiare da partita a partita dello studio sul video e del lavoro in campo? 20 sul video, 80 in campo, 30. Quanto è difficile motivare i giocatori con le ore di studio davanti al vivo? I giocatori sono dei bambini, subito vogliono andare a giocare a pallone. Se ci sono dei eventuali, chiamiamoli compiti a casa, che i giocatori fanno, che tu comunque gli dai letteralmente, no? Cioè, come io do ai miei studenti, quindi solo su questo filone dell'intervento sempre più massiccio e anche raffinato di tecnologia vi potrei dire 10 domande, però non vi credete che a me non girino le scatole quando vengo copiato e non attinto e non citato. Quindi ve ne cito 2, 3, 4 esempi, questo per rispondere in maniera assolutamente gioiosa, pacifica, odio al termine costruttivo, no, per fare esempi concreti. Ho detto: guarda che le domande, caro signore amico Bellino, si possono fare, si tratta di pensarle delle domande. Queste sono domande che per esempio non sono state mai fatte. È chiaro che non puoi chiedere domani come giocherete, qual è, hai individuato il punto debole preciso, è chiaro, non è che un allenatore, però rimanendo non nello generico, rimanendo in un quadro generale molto utile di studio, lo stesso puoi fare delle domande che ti aiutano a crescere come compressione del calcio. Ci tenevo a dire questa cosa perché secondo me è legata alla crescita del tuo canale, perché ogni tanto io vi leggo, rispondo, memorizzo e la volevo rendere partecipe a tutti questa discussione, non rimane, perché casomai non tutti sono andati a leggere la risposta che ho. Chiarissimo. Lindstrom a centrocampo può giocare? La risposta di Calzona, virgolettata, potrebbe avere le caratteristiche, nell'emergenza potrebbe essere un'opzione. Ora cambiare modulo sarebbe tornare nella confusione, lo puoi fare nei minuti finali. L'accetto, secondo me questa risposta di Calzona almeno mi spiega perché non aggiunge una seconda punta, perché evidentemente sta puntando su delle certezze, far ritrovare delle certezze a questa squadra che ultimamente le aveva perse. Allora, giovedì dovrei registrare, perché mi ha chiamato il mio amico vignettista, e ti cito questa cosa non per parlare ai fatti miei, perché a me cambiò la vita una persona che era un autore di Fiorello, che conobbi cambiato la vita artisticamente, umanamente, ma non economicamente, in una libreria, anche se secondo me io non assomiglio per nulla a Fiorello. Lui disse: oh, assomiglia a Fiorello, però sei più alto. E parlammo un po' e lui mi spiegò che Fiorello, che insomma fuori classe assoluto, sia chiaro, non è, studia tanto, prova tanto, e anche quello che può sembrare improvvisazione, a volte c'è, attenzione, la gente pensa che l'improvvisazione, se che uno gioca e ti viene in mente una cosa, anche l'improvvisazione è frutto di uno studio incredibile. Che cosa significa questo? Che Calzona è molto preciso nel linguaggio
ha puntualizzato il fatto che il Napoli era una squadra disordinata e in confusione tattica, insomma Guido Gentile Docet. L'imprevisto, il colpo di genio nel calcio non è che non ci deve essere più o lo devi rendere arido, però è molto più facile che avvenga quando le squadre, i giocatori comunque hanno delle solidità tecniche e tattiche ben consolidate. Ok? I codici. Così come nello spettacolo, anche davanti a un imprevisto, è chiaro che Fiorello ha talento di base, perché sennò tutti saremmo Fiorello. Però è uno che prova tantissimo, e anche io nel mio piccolo, nelle conversazioni, io perché studio 14 ore al giorno, intanto perché non parlo, non ho mai appunti, eccetera, e perché non mi voglio mai trovare davanti alla situazione, una persona mi chiede una cosa, non lo so, un film, perché quella cosa, non so, a livello inconscio, a livello ti aiuta, intanto ti rafforza, ti rende più forte. Allora, in 5 minuti è più facile, perché comunque la sbavatura, lo scalare male tatticamente, eccetera, puoi tamponarlo, no? Tutta la partita così è difficile, perché poi nelle partite è molto facile dire lì ha sbagliato Juan Jesus, ma tu devi prendere tutta la partita. Allora, se la partita della Juve non è una partita fortunata, è una partita che tu ti sei andato a vincere, perché se tu quell'azione la sviluppi più indietro piuttosto che avanti, lì ti accontani, allora l'azione successiva si sviluppa in un altro modo e quella successiva si sviluppa in un altro modo. La gente vede il colpo di testa finale, non vede tutto quello che c'è prima, minuto per minuto. È ovvio che se, come io vi dissi, il tiro libero sbagliato, se tu guardi il tiro libero sbagliato, non sai tirare liberi, ovvio, se uno non sa, però tu devi guardare il calcio si gioca su 90 minuti non effettivi, e la predisposizione a un certo tipo di calcio, cioè, aiuta. Oggi è stata una parabola, però per esempio abbiamo regalato degli angoli sbagliati, uno addirittura clamoroso, con un cambio di gioco da parte di Lorenzo di sinistro che... E non è una predisposizione a passarcelo indietro. Allora incominciamo a guardare le cose in un quadro molto più complesso e incominciamo ad ascoltare solo, senza le distrazioni di massa di chi straccia a destra e a sinistra, quello che dicono gli allenatori, perché ci sono degli allenatori molto bravi e molto onesti nelle loro dichiarazioni, e tu devi accettare quello che dice l'allenatore, anche perché lui ha veramente tutti gli strumenti, più di qualunque collega, perché li allena, li vede ogni giorno, li conosce caratterialmente, quindi oggi sarebbe un rischio probabilmente troppo forte andare in confusione e in più questi giocatori, intanto non è un giocatore che ha iniziato tutto il campionato e sta giocando tutto il campionato da titolare, quindi anche lui ha delle incertezze tattiche, quindi ci vuole pazienza. Alla fine Nathan non era quel giocatore che poi del mercato è 9, altrimenti insomma siamo al terzo allenatore, qualche incertezza, e la difesa è la cosa più difficile da allenare. Senza dubbio. Mentre mi parlavi dell'improvvisazione, mi rendevo conto, è quello che dice anche Mirko, anche in musica si studia, e l'unico musicista che può improvvisare è solo quello che ha studiato tanto. Sì, ma ripeto, perché è lì che tu prendi, che tu attingi su quello che hai studiato. Non è che non esiste. No, esiste, ma devi aver studiato per farlo, altrimenti non ti esce, non hai niente alla tua disposizione per farlo. A volte nella narrazione, soprattutto in certe interviste qualunque, sembra che tu dici no, tanto lì stavamo lì, e poi ti esce una cosa e risolvi la giornata. Non è così, anche perché più vai verso il professionismo, e comunque stiamo parlando, tornando a parlare di calcio di Serie A, e più i costi di gestione e anche insomma i premi sono alti, e quindi tu pensa se fosse tutto lasciato all'improvvisazione, fallirebbero. Vabbè, questo è un esempio sbagliato, scusa. Questi debiti di molte società. Non ci credo assolutamente che Kvara va via. Gentile, l'ottimismo è il profumo della vita. Guarda, io ho un amico prete che mi dice che io non mi scoraggio mai, lo dice anche la mia splendida compagna, e quindi accetto col sorriso. Però leggo quello che dice De Laurentiis. Quando lui disse in quella conferenza ho parlato, loro ci ha detto ci rivediamo a maggio, ho detto no Houston, abbiamo un problema, abbiamo un serio problema, anche qui la stessa cosa di Zelinski. Poi uno ha anche un ampio storico, cioè non è un presidente da un giorno, da prossimi 20 anni, certe dinamiche si ripetono, è un giocatore che come classe ce l'ha, non sappiamo se diventerà un campione, stipendio bassissimo, età bassissima,
pagato pochissimo, ci sono troppi elementi di debolezza in una stagione bruttissima del Napoli, dove non gli può offrire nulla l'anno prossimo, perché voi dovete considerare anche dal punto di vista che poi non è anche progettuale, no? Il Napoli l'anno prossimo non farà il campionato del mondo per club e non farà la Champions League. Per Kvara è un danno, perché comunque nel suo processo di crescita non si confronterà con i migliori. Però io da appassionato, non più tifoso, da romantico, da innamorato dei colori azzurri, vorrei che rimanesse il più a lungo possibile, perché intanto anche quest'anno è andato in doppia cifra ed è un anno nero, invece è un anno di crescita per lui. Però i segnali sono brutti. Io infatti ho detto lo voglio andare a salutare, perché è meglio 2 saluti piuttosto che 0, però in questo modo io ho salutato. Se mi fossi fidato delle persone che dicevano non essere pessimista, non avrei potuto salutare. Ascoltiamo un vocale di Peppe Di Palma. Per la rubrica I numeri del Napoli, per questa partita vi do questi 2 dati. Palloni giocati sulla tre quarti avversaria 92, palloni giocati indietro 233. Questo è un dato che ce lo Salve vediamo. amici bellini, buonasera. La delusione è tanta, perché magari potevamo avere ancora un minimo di speranza per questa stagione, ma credo che se già era finita con Garcia, credo che stasera c'è proprio la pietra tombale. Però volevo dire che stasera non si possono dare colpe ai ragazzi, ci hanno provato, il mister pure, alla società. È colpa di Valerio Fluido che ha messo la maglia di Piotr Zielinski. Colpa mia, senza dubbio. Guido, sì, i numeri, perché veramente sarà interessante vedere la mia reaction domani, perché è piena di inquietudine. Io ho avuto durante la partita tutta un'inquietudine, perché mi è venuto a mancare un pochino alcune certezze che mi avevano fatto vedere il Napoli nelle ultime partite. Poi ho visto l'arrembaggio finale, però un po' disordinato, e lì per un lungo periodo della partita ho avuto l'impressione che non fossimo ficcanti, che non potessimo sfondare, e poi nel finale certo c'è il forcing, però mancava qualcosina in più. Trovo che sia corretto quello che dici. Oggi si è avvertita addirittura più che con la Juve questo senso di inquietudine, paradossalmente, con una squadra che ha prodotto molto meno in attacco. Capito? E questa è la cosa strana, cioè con la Juve io mi rendo conto che abbiamo rischiato, perché così, ma stavo più contento. Non è solo il risultato, voglio che sia chiaro questo. No, è perché ti stai rendendo conto di quanto è logorante non solo inseguire, avere l'obbligo che devi vincerle tutte. Io ve lo dicevo che non è vero quello che la stare in vetta esatto. Senti Valerio, ti volevo fare una domanda, perché sono sempre tu il padrone di casa. Tanto potete farmi tutte le domande che volete, se sono in grado rispondo, se non vi piacciono le risposte ne avete diritto. Credo che sia un argomento enorme da affrontare con calma, in modo tale così da dare anche molto materiale ai colleghi. Il capitolo stadio, che tra l'altro noi stiamo molto avanti, perché sta per arrivare questo fatidico momento, quindi insomma, tu che conosci anche il flusso delle domande, anche degli interessi, no? come sono gli argomenti più interessanti, intanto ti ho mandato una foto che è importante, quindi se si vuole aprire una pillola sullo stadio possiamo aprirla, se la vogliamo rimandare la rimandiamo, perché no, chiaramente si può aprire, perché l'ha reso di interesse De Laurentiis con la sua intervista di ieri, nonostante io la ritenga una non notizia, perché ha detto delle cose che non sono realizzabili, per quello che credo io. Ho già sentito col mio amico, ho detto, ma basta pensare i cronoprogrammi dei pochi stadi che sono stati abbattuti o ristrutturati o semi-ristrutturati, quindi abbiamo lo storico in Italia, tra l'altro, per quanto tu possa avere maestranze più brave rispetto, togli la mia faccia e metti tutto schermo questa immagine, perché è molto importante. È veramente molto importante. No, ti interessa la parte bassa, ecco, poi te le manderò altre, perché si vedono su internet foto, cose nelle trasmissioni che insomma sono abbastanza, oltre che ridicole. Il San Paolo, apro una parentesi
piccolissima, perché poi ci può essere il signore che dice pessimismo. Io ho un legame quasi fisico affettivo, manco fosse mia moglie, e tra l'altro ve l'ho sempre detto, papà l'ha visto costruire perché studiava ingegneria lì ed era presente alla partita inaugurale Napoli-Juventus del 59, 16 dicembre del 59, 2-1. Quindi abbiamo un legame anche familiare. Mi dispiace per Umberto Cherello del genio Oriemma, li cito per una volta, però non sono anziani come papà, non erano presenti a Napoli-Juventus del 59. Quindi qualunque cosa che dico, lo dico da esperto, chi si è sentito come esperto, con un affetto smisurato nei confronti del San Paolo. Quindi quello che vi sto dicendo, detto, mi costa un po'. San Paolo è uno stadio, innanzitutto, non viene mai citato, a pianta fortemente asimmetrica, Valerio. Non è tanto la pista di atletica, poi te ne mando altre foto e poi toglie la cosa. Il che significa che è più vicino il campo nel settore dei distinti, perché non ci sono le corsie, la pista per il salto a lungo, salto in alto e il salto triplo, e questo è molto importante perché si vedono dei rendering dove lo stadio poi raggiunge il campo, allora se rivedete questa storia sarebbe irrealizzabile, cioè dovete considerare come potresti realizzare un prolungamento dal campo fino all'inizio del secondo anello. Praticamente non avrebbe pendenza questo anello, quindi innanzitutto una bufala. Quelli che dicono sì, renderi che si vedono, non avvicineresti il campo di niente, perché il secondo anello sarebbe alla stessa distanza di quanto sta adesso e il primo anello sarebbe alla stessissima distanza di quanto sta adesso, tranne le primissime file, che vedrebbero ben poco, dato una pendenza che è già stato uno degli elementi forse di criticità del primo anello, che non è tanto il fatto della pista d'atletica. Gli stadi adesso in Inghilterra, e uno che mi sto seguendo giorno per giorno i lavori, quello dell'Everton, hanno delle pendenze molto ripide proprio per consentire di farlo. A quelli che stanno, hai ragione, e guarda Guido, ne approfitto perché mi è arrivato un messaggio di un amico bellino che dice: quelli che stanno nei settori inferiori, non solo quelli della curva, anche quelli che stanno nei distinti o nella tribuna, non si vede niente perché anche i cartelloni pubblicitari semplicemente ostruiscono e non vedono la linea, e mi hanno detto: ma tu puoi intervenire, puoi dirlo. Ho detto: guarda, io lo dico, ma sarà e dovrebbe già essere previsto, e non si possono allontanare per una questione televisiva. Qui per questo. Quindi ho fatto quella premessa che a qualcuno può annoiare per la frase che sto per dirvi. Signori, l'unico se non vogliamo distruggere la fisica newtoniana, 100 passaggi di ingegneria, di architettura, eccetera, per avvicinare gli spalti al terreno di gioco, è abbattere il San Paolo esistente e costruire un nuovo San Paolo partendo da quella che adesso praticamente è la pista di atletica. Tutti i render, tutte le cose che vedete sono disegnini che neanche mio nipote che ha 3 anni farebbe, e mi sto per prendere delle cazziate di qualche collega, perché sono irrealizzabili, cioè le pendenze sarebbero talmente soft, in più non avvicinate gli spalti al campo, perché il campo rimane lì, il secondo anello rimane lì e il primo anello rimane lì, diventerebbe solo molto più capiente, però tu pensa già a metà del primo anello non vedresti niente. Non si può abbassare il campo, avremmo lo stesso problema, perché i colleghi non ricordano, eppure lo sanno, che sotto ci sono i locali tecnici, gli spogliatoi, la sala stampa, eccetera. Quindi dovresti ricostruire anche i locali che non ci sono. Terzo elemento di criticità, il San Paolo, vedo di mandarti una bella immagine, che era, perché così facciamo anche qualche amarcord, è uno stadio vuoto, bellissimo, non ha elementi pieni come San Siro, altri scori, perché ha le gradinate a vista. Quindi una volta che è eliminato quei locali tecnici che devi ricostruire o sotto, ancora più sotto da qualche parte, non è che con questi eventuali nuovi spalti a avvicinare là avresti i ristoranti, le sale VIP, eccetera. Poi ti faccio un regalo. Aspetta che vedo visualizza. Sì, ne parlava Manuel, diceva: io a Udine mi sono visto il Napoli l'anno scorso e il campo si vede una bellezza. È perché è stato abbattuto
l'hanno costruito pezzo per pezzo, mentre no, aspetta Valerio, è stato traslato il campo avvicinandolo all'unico pezzo rimasto, che è la tribuna, perché quindi c'era questo il campo, hanno abbattuto tutto la C, avvicinato il campo e ricostruito più vicino. Allora, questa si chiama San Paolo 1. Ti mando questa che è bellissima e vi faccio vedere un top col cuore. Io ho un archivio del San Paolo bellissimo, faccio tutto in diretta però. Allora Valerio, così ci capiamo. San Paolo 1, vedi se la puoi far vedere. Ricordiamo anche i 5 piani che sono sotto al San Paolo, che all'epoca l'idea dovevano essere i parcheggi, ce lo ricordiamo, caro Fabio. Io ci ho fatto atletica al San Paolo, quindi io so benissimo cosa c'è sotto, o cosa c'era sotto, che c'era di terra battuta, dove ci riscaldavamo prima di fare le corse sulla pista. Allora, questa qua è bellissima, questa. Me lo facesti già vedere in privato. Ne ho tanti, ho 3 archivi, quello originale, quello della costruzione, anche se questo ovviamente quando è stato costruito non è l'ingabbiamento di adesso, sia chiaro. Quando intendo pensare se può intervenire, se può invitare Tore, che è sicuramente più esperto di me, sicuramente può dare un contributo, posso mandarle altre, eccetera. Nel senso che il San Paolo non ha spazi, è veramente minimalista come architettura, è bellissima nel senso, quindi avvicini queste eventuali, come si chiama, comunque non avessi locali dove costruire il museo, dove avere ristoranti, eccetera. Ovviamente era uno stadio costruito nel 59 ed era già fin troppo bello e moderno. Oggi le esigenze sono diverse, ecco perché anche questa eventuale pseudo ristrutturazione che sarebbe non definitiva, perché non avvicinerebbe la gente al campo. E mo ti faccio invece un brutto regalo, e questa è una sorpresa, e avrebbe poi tutte quelle infrastrutture che oggi servono per aumentare il fatturato. Questo è il progetto dello Stadio San Paolo, presentato da De Laurentiis al sindaco De Magistris, che si incacchiò e glielo rigettò all'indietro. Mai ve lo fanno vedere, se dobbiamo fare informazione, Valerio, la facciamo bene per una volta. Allora, questo qua e capiamo perché all'epoca c'era l'ottimo assessore Esposito, un pezzo di pane, una persona di grande diplomazia, che sarebbe il caso mi sembra che si chiama Esposito, no? di invitare. Quindi praticamente prevedeva la distruzione totale del primo anello, veniva sostituito da vedete quello che vi dicevo io, una costruzione forse prefabbricato, provvisoria, sui distinti. Non esisteva più il primo anello in tribuna, fai vedere anche la prossima che è più importante, e nelle curve, che sarebbero rimaste solo il secondo anello, ma così come vedete è un'impressione, non avvicini nulla al campo, e questi sono sempre il lato distinti, Valerio, ma rimaneva la stessa copertura, quindi lo stadio diventava poco più di 40.000, infatti 44-45.000, perché era solo, e al posto del primo anello dal lato tribuna questi skybox orrendi. Questa era l'idea dello stadio più bello del mondo. Ovviamente Borriello, non Esposito, scusa, lapsus, mi correggo subito, Borriello era l'assessore allo sport, chiedo scusa assessore, chiedo umilmente scusa, sempre persona molto simpatica. La simpatia resta, è il nome che avevo sbagliato, puoi far vedere anche la cosa. Quindi questo era il famigerato progetto che fu rigettato, perché De Magistris dice: Napoli ha una cultura popolare nello stadio, non può diventare elitario, e non ci sembrano sufficienti i migliori, che poi non si capiva, prima erano 50, poi 100, poi 75, poi 35, poi 25, poi 15, poi 19, cioè cambiavano sempre, della ristrutturazione del San Paolo, che quindi non veniva abbattuto, veniva distrutto solo il primo anello, che è sempre stato sui denti a De Laurentiis, e questi skybox al lato tribuna e questa piccola tribunetta al lato distinti, che un pochino avvicinavi gli spettatori. Questo, diciamo, è. Non so se poi è stato sostituito adesso da un progetto nuovo, però lo stesso sindaco, che nel frattempo è cambiato, non è più De Magistris, ma sappiamo in fretta,
ha detto che continua a non aver visto, e quindi se non l'ha visto lui, come potete pretendere che ve lo faccia vedere io? Ma d'altra parte, seguendo quello che ha detto ADL, ha detto: io se voglio farlo così, mi hanno detto che l'unico è costruire lo stadio all'interno dello stadio. È l'ha detta vera. Però ti hanno detto ovviamente che per questione di sicurezza tu non puoi giocare, perché visto che non si può fare a settori come è stato fatto in altri stadi, ma devi ricostruire uno stadio all'interno dello stadio, perché purtroppo il San Paolo, essendo ad anello continuo, come fai non puoi abbatterlo a settori con rispetto, come è stato fatto. E quindi anche a Torino, che era con la pista, non l'hanno abbattuto a settori, il delle Alpi, e l'hanno costruito all'interno del vecchio delle Alpi. Esatto. E quindi hanno detto a De Laurentiis: se vuoi farlo al Maradona devi poi andare per 3 anni a giocare da qualche altra parte, e lui non vuole fare questa cosa qua. Almeno 3 anni. Almeno 3 anni. Però sulle tempistiche De Laurentiis sogna, altro che visionarie, sono visioni da sognatore, perché dice: ok, allora individuo Bagnoli, perché Bagnoli l'area da bonificare, quindi già prima dice 18 mesi per bonificare, ed è una cosa che Manfredi ha già smentito, perché dai 3 ai 5 anni, e poi 12 mesi per fare lo stadio che lui dice da 60.000, pirotecnico degno di hollywoodiano. Ma lui ha detto 60.000, io nell'intervista non ho sentito 60.000, questo è stato riportato dai colleghi. Ma ha detto alla fine, lui dice: faremo l'inaugurazione il 15, dice pure la data, non è la stessa cosa. Dice: faremo un'inaugurazione il 15 di luglio con 60.000 persone. È un'altra cosa, e non fare l'associazione, siccome l'inaugurazione per 60.000, lo stadio per 60.000. Quindi praticamente sul Prato i 60.000, perché lui ha sempre parlato di 40.000, perché quello della Juventus è 41.000. Tra l'altro non ho la partita di stasera ancora i dati, altro regalo che voglio fare intanto agli amiche belline, poi agli amici bellini, a Valerio, ripeto, non ho l'aggiornamento di oggi, è 47.112 la media spettatori di quest'anno drammatico del Napoli, dove per distacco stiamo vedendo l'Inter, che è più alta dell'anno scorso, che fu 45.617, più alta del record che era di Mazzarri, 45.607. Quindi, caro De Laurentiis, Guido Gentile ha pensato che la capienza giusta, facendo tutto uno studio che non è perché piace a me, è circa 55.000, e ve lo spiego, Presidente, il perché. Perché ho previsto una quota abbonati, una quota biglietto fissi ospiti, una quota biglietti che di solito vendi di partita in partita, e una quota fissa dove c'è un team a parte legata ai tour operator, perché deve diventare uno degli elementi di attrattiva per il turismo. Quindi, diciamo, mediamente lo stadio si può riempire dai 50.000 ai 48.000 le partite di cartello là. Oltre sarebbe un lusso eccessivo avere uno stadio da 60-62.000 come il Manda Metropolitano. Meno di 50.000, ma se noi stiamo facendo una media con 47.000 spettatori, l'anno scorso 45.000, con uno stadio molto vecchio, lontano dal campo, senza strutture, senza sale giochi, senza ristoranti, senza cose panoramiche, è plausibile che con uno stadio molto più moderno, avveniristico, attrattivo, è anche più facile, soprattutto per i primi posti lì diventano veramente più richiesti, perché tu quasi dai la mano al giocatore, quindi diventa il contrario, da che non ci vuole andare nessuno, tutti vorrebbero il primo anello. Però attenzione, Valerio, la frase l'ho sentita pure io, ma non significa, ha detto ti faccio uno stadio di 60.000, è un'associazione onesta che stai facendo tu. Se lui mi dice io faccio facciamo i 60.000, e io parlo addirittura stadio di 20.000 posti, 10.000 da dare ai servizi, chiamiamoli sociali, per non usare la parola che è stato lui, a sorteggio per le famiglie in difficoltà o meritevoli, quello che vuoi, e 10.000 da vendere. E lì tra l'altro, Guido, visto che ne approfittiamo, io ho ricevuto una mail da un amico bellino, che Ferdinando, che dice: mi segue da tanto tempo, per quanto riguarda lo stadio, non vado all'interno di quello che dice, ma lui dice: io sono archeologo e ho partecipato alla gara di progettazione per il recupero dell'area di Bagnoli,
che si è tenuta qualche anno fa. Il mio raggruppamento non ha vinto, ma un vincitore c'è stato. Ci sono stati numerosi studi di architetti ed ingegneri coadiuvati da archeologi come me, geologi, urbanisti, che hanno valutato le attuali leggi, il piano regolatore esistente, le caratteristiche geomorfologiche, i rischi, i flussi per arrivare a proposte realizzabili. Mi si chiede quindi, l'amico Bellino dice, com'è possibile che ADL non è informato o ci creda disinformati? Da ritenere che lui possa prendersi una fetta di città su cui esistono già progetti vinti, soldi pubblici spesi per farne ciò che aggrava. Non funziona la così. verità? Sì. Questo è un bluff per farsi dare il Maradona al ribasso. Perfetto. Ci sono cascati troppe persone, purtroppo. Allora, l'ho detto io perché ho fatto solamente il tweet, non ho fatto un video al riguardo, ho risposto io in privato. De Laurentiis non è né stupido né non informato. Esattamente. De Laurentiis lo sa benissimo, e l'unico che l'ha detto, per quelli che ho sentito, è stato Paolo Del Geni, e io riporto sempre, perché Paolo ha detto che è una schermaglia che lui fa per ottenere il Maradona. Tutto si può dire di De Laurentiis, ma non che sia un uomo stupido o non informato. Ah, sta qua Ferdinand, che bello, che ti ho letto, non ci siamo nemmeno messi d'accordo. F come Ferdinand. Grazie a te che mi hai scritto, perché poi mi hai dato cose più precise, non è che bello arrivano gli yacht sul golfo di Bagno. No, sono cose precise che sono successe. Quindi è una boutade che lui si prende i microfoni e si prende la scena senza le cose, ma di realtà non ci sta nulla sotto. Era il grande Bennato che diceva, ma a che fare, vendo Bagnoli a chi la vuol comprare. Quanti anni sono passati da quella canzone? Penso almeno una cinquantina. Non lo so. Tanti, nel senso che la bonifica di Bagnoli, progetti, delusioni, te lo dico io, era dell'89. E quindi sì, siamo insomma intorno a... la matematica non è... No, vabbè, e quindi siamo... a parte che ti dico i vari step, no? Trascuriamo questo fatto che Bagnoli non è terra di nessuno e gliela diano. Tra l'altro sarebbe una concessione pubblica, quindi già uno stadio non totalmente... È come lo stadio che non può avere come senza la gara. Dovresti aver fatto tutte le bonifiche. Secondo passaggio, se dico cretinate c'è il dottor Ferdinando che mi può correggere, o se passo da una parte all'altra senza saltando dei passaggi. Dovresti fare tutte le verifiche geologiche. Esatto. Perché devi fare tutte le verifiche di staticità, eccetera, considerando, escludiamo che quella è una zona a rischio sismo, escludiamo anche questa cosa. Escludiamo il fatto che si trovi nulla, perché lì se trovi qualcosa arriva la sovrintendenza, quindi tutti no. Dopo che hai fatto e ovviamente tutta la macchina amministrativa, burocratica, che è la cosa più ingolfante nel quanto riguarda gli stadi in Italia, e io dico che meno di un anno, e sono ottimista questa cosa, con la bonifica fatta, se ne deve andare. Poi per costruire uno stadio come quello della Juve ci vogliono circa 3 anni, diciamo 2 anni e mezzo, non da 60.000, cioè, senza nessun tipo di imprevisto, perché noi viviamo una situazione geopolitica, vedi quello che succede. È chiaro, devi tenerlo presente come commisso, quante volte ha dovuto rallentare il lavoro. Cominciano forniture che rallentano, quindi diciamo, nella più ottimistica delle situazioni, se domani mattina quel terreno fosse affidato al Napoli già bonificato, servirebbero 3 anni e mezzo. Però se ho detto una cretinata, il tanto che non è ancora stato bonificato, ci sono tutta una serie di lotti, di bandi, giustamente di associazioni, di studi che hanno partecipato. Devi fare tutti i rilievi, perché comunque è come... cioè tu non stai costruendo la casa dei 3 porcellini, stai costruendo uno stadio in cemento e acciaio e vetro, probabilmente, no? Quindi, e poi lo va costruito, per quanto ci sono tutti elementi prefabbricati, no? di tribune, come quello che sto vedendo dell'Europe, però 3 anni e mezzo servono, ragazzi.
È chiaro. Volevo dare conferma. F non è Ferdinando che mi ha mandato la mail, ma è Francesco che mi ha scritto in privato per quanto riguarda i cartelloni pubblicitari dei settori inferiori. Sono anni che subiamo queste oscenità che non riescono a vedere praticamente nulla. Guido, resta un problema. Ma perché te lo spiego, Valerio, perché quando fu progettato il San Paolo, che è uno stadio molto popolare, c'è una ragione per tutte le cose. Tra l'altro sono stati eliminati almeno tre file. Non è che poi dici l'architetto che era un imbecille, un genio, per dire. Era il 59. Non c'era lo sponsor sulle maglie, non c'erano i cartelloni, non c'era niente. La visuale era diversa. Il figlio dell'architetto Chiocchia spiegò anche la ragione della mancata copertura, perché lo Stadio San Paolo, io ci scrissi un bellissimo articolo, uno di quelli di cui io non sono mai contento di me stesso, però ci misi molta conoscenza, informazioni e cuore. Venne progettato secondo quello che doveva essere un richiamo alle varie componenti passionali della città di Napoli, quindi un richiamo agli stadi argentini e brasiliani e non europei, ecco perché quella pianta, poi ellittica e non squadrata, rettangolare. Non aveva la copertura perché fecero lo studio delle piogge, praticamente pioveva talmente tanto poco che praticamente era sconveniente. Però con dei richiami alla cultura architettonica napoletana, le scale del San Paolo, che sono bellissime, richiamano le scale dei palazzi di Napoli, del centro di Napoli. Quindi c'erano queste due anime, cioè la squadra del Napoli ha sempre avuto un cuore argentino o brasiliano, sudamericano e non nord europeo, ma comunque un cuore là. E all'epoca non c'erano tutti questi TV sponsorizzati, cartelloni, come si chiama là, quindi non c'era questa esigenza. E purtroppo ha una pendenza molto soft, diciamo, che poi fu leggermente cambiata perché il primo anello fu abbattuto, quello era in travertino bianco, questo poi bellissimo, e rifatto già nell'epoca di Maradona e poi rifatto anche il secondo, ma il secondo è stato solo, diciamo, tra l'altro con una sbaglio di progettazione assurda perché misero i sediolini male e quindi poi dovevano mettere dei poggiapiedi, una cosa bellissima, quella ci sarebbe da fare una lezione a parte. Quindi ci sono delle ragioni. Ovviamente adesso ci sono 2 file di cartelloni, non solo una, prima era una sola, l'epoca di Maradona, e grazie al cavolo che la gente non vede. Però nel 1959 non c'erano i LED, non c'erano 3.700 sponsor, non è che poi le cose cambiano, perciò a un certo punto conviene più, con tutto il cuore che tu uno ci può avere, rifarle nuove, come fanno tra l'altro anche negli Stati Uniti d'America. Quante volte abbattono e rifanno i palazzetti dopo 20 anni. Rimane Boston Garden, però non è lo stesso Boston Garden. Chiaro. Questa è la riflessione secondo me da fare, che secondo me lo stadio è molto difficile da realizzare se non con tempi lunghissimi, ma il problema reale di De Laurentiis è Castelvolturno dove devono lasciare, perché non ci sarà il rinnovo della convenzione dove sono in fitto. 12 lì campi non ce la fa, volendo 2 campi in 18 mesi dopo 2 campi. Ecco, e magari se la situazione sempre però deve fare la bonifica, perché non credo che possono costruire se non si fa la bonifica prima, magari Bagnoli può diventare la cittadella dove il Napoli avrà il suo centro sportivo. Però per esempio a me quello che non piace, perché io non sono né pro né contro De Laurentiis, ho sempre detto, poi se volesse una volta accettare il tuo invito a fare questa intervista con te, se ci sono pure io, senza di me, sarebbe un motivo di crescita per tutti. Non trovo saggio sparare questi nomi di città. Io ho detto, se io mi scoccio lo farò. Se lo farò, poi saprete dove sono andato a fare lo stadio, così tu non ti esponi, perché noi abbiamo sentito Afragò, Caserta, Aversa, tutti i posti possibili immaginabili, no? Non è possibile che in 20 anni tu intanto non hai individuato effettivamente una zona dove eventualmente tu, diciamo, quella è la mia zona dei sogni, è anche più pratica. Cioè, il punto è che vi confesso una cosa, una notte, perché poi mi scambio con Valerio o qualche altra persona commenti, siccome abbiamo questa passione comune dell'architettura con l'ottimo Tore Fan, scambiamo delle idee, perché io un progetto basilare del San Paolo Nuovo l'ho rifatto, il mio amico pure ha avuto un'idea, Tore disse io lo farei lì a Bagnoli, però ci sono molti se, come stiamo vedendo. Il punto è che poi comunque Endino spetta al Napoli, tu devi creare tutta una serie di infrastrutture per rendere poi agibile l'afflusso dello stadio.
perché attualmente lì sarebbe molto scomodo raggiungere lo stadio. È una zona paesaggisticamente bellissima. Ma non ci sono metropolitane che arrivano. È logico. Castel Volturno poi sarà un'altra cosa a ribasso, io penso che rimarrà, però è più plausibile, tu volendo 2 campi e mezzo in 18 mesi li puoi fare se compri domani i terreni, perché devi costruire soprattutto, diciamo, le palestre, diciamo, la foresteria, insomma, la sala, massaggi, conferenze, eccetera, però è un piano solo, no? Non è architettonicamente complessa, i campi, qualche mese un campo di calcio lo si fa, detto, quindi è più il costo è più la manutenzione con 12 no, vedi anche con si può dire che farlo come più bello del City è una frase ad effetto che non ha tanto senso che i tifosi ci vadano dietro, questo penso si può dire. Ma secondo me uno degli stadi più belli d'Europa è uno dove purtroppo ci abbiamo perso, che è quello di Bilbao, che non viene mai citato, invece è bellissimo, è proprio bello, è più bello del Wanda Metropolitano, lo dico per esperienza, insomma, personale. È bello, funzionale, elegante, coinvolgente, è leggermente più moderno dell'Emirates, che era molto bello, che incomincia a essere in Inghilterra c'è addirittura un sito che ha fatto vedere le criticità, no? Dopo più di 10 anni che anche l'Emirates, quindi quello del City non è così bello, diciamo. Quello che sta facendo adesso l'Everton è bello perché ha una forte personalità, no? Legata alla tradizione dei Docks di Liverpool, tra l'altro è stata coinvolta la tifoseria. Poi bisogna intendere, perché una persona, io ho un progetto che è molto diverso da questi qua, perché è un'idea che manterrebbe poi la tradizione col San Paolo. Non la voglio esponere perché mi rompe le scatole, perché mi copiano sempre, ve lo dico, sono buono, sono gentile, non protesto, sembra che non ne frega niente, però insomma non è vero, uno ci rimane male. Quindi quello, quando verrà mostrato a voi, verrà mostrato, quindi non dico com'è, ve l'ho detto, con alcune soluzioni carine. Beh, ovviamente non verrà mai preso in considerazione da De Laurentiis, però secondo me sarebbe vincente da tutti i punti di vista e rispettoso con quella che è poi l'anima della tifoseria napoletana, perché abbandonare o rifare il Maradona sarebbe comunque un colpo al cuore, quindi se lo devi fare in un modo che non ti fa pentire. Questa è l'idea che ho sempre avuto, no? È vero che è vecchio, c'è tutto là, però ci sono tante ragioni, tanti ricordi. Allora tu sull'alto piatto della bilancia devi mettere qualcosa di epocale, no? Che però ha dei legami anche con la capacità di tifare, però non vi ho detto già troppo, perché ripeto, ma non è per questione di sfiducia, non amore nei vostri confronti, è questione di saccheggio, cioè poi non è manco corretto che noi facciamo questo servizio. Senti Guido, tornando velocemente al campo e poi ci salutiamo, Traoré nel Napoli è come vedere una comparsa in posta solo, attore protagonista in un film candidato agli Oscar. Mi sembra esagerata il paragone. Questo è colpa mia, cioè la mia presenza poi favorisce questi accostamenti, però sono simpatici. L'amico Bellino si chiama pure Napolemica, quindi io ma devi ammettere che queste cose vengono solo da noi, no? Questa raffinatezza. Però Valerio, prima di tutto, anche perché lui è presente quasi ogni giorno, cioè quando non è presente è proprio perché non c'è niente da dire. Umilmente anche io, ma anche le persone, non siamo stati, penso, gli unici e soli, più saggi, ho detto ci vorrà del tempo. Questo ragazzo, andate a vedere i minuti, cioè negli ultimi 2 anni quanto poco ha giocato, sempre si trova in una situazione tecnica e tattica dove si sta rimettendo ordine, come per usare il termine del nostro mister. Chi prospettava, purtroppo il calcio a Napoli viene raccontato, quindi non solo vissuto dai tifosi, questo è l'errore più grave, perché finché erano i tifosi a vivere queste montagne lussi, no? Di esaltazione e depressione enorme, ci poteva stare, fa parte del nostro essere napoletani. È grave quando hanno incominciato a essere così gli addetti ai lavori, e quindi è un talento, faceva benissimo, ma non è un robot. L'intervista che ha rilasciato Di Lorenzo in macchina, no? Però significa che questo fesso Guido Gentile in questi anni non vi ha raccontato mai fandonie,
come è stato nominato capitano, e quindi era stato raccontato 5.000 volte diverso, che uno dei punti più delicati che Valerio ha sempre affrontato con grande saggezza, in particolare quando i numeri sono incominciati a diventare enormi per lui, perché comunque sono numeri importanti quelli di Valerio. Io li ho definiti ironicamente ridicoli, non perché ovviamente gente che fa 150.000 visualizzazioni sfasciando una macchina contro un muro, diciamolo, sono numeri enormi, folli, però questa gente legge e ci rimane male, e sentire un ragazzo che dice quando offendono la famiglia si è passato il limite, non sono energie positive che tu trasmetti a quelli che dovrebbero essere i tuoi beniamini, però noi ve l'abbiamo sempre detto, e a un certo punto ha detto basta, tu stacchi, perché altrimenti sono più le energie negative che invece tu dovessi trasmettere, anche con una segnalazione ultimamente perché stai usando meno il sinistro, cioè, e tu dici ma io mi alleno di più, come si faceva a tennis a battere contro il muro, no? Uno non deve che dire sei bravissimo, bravissimo, bravissimo. La stessa cosa gliela puoi dire ultimamente mi sembra che raddoppi meno, invece questo offendere le famiglie ai giocatori dà fastidio, e soprattutto hanno famiglia questi giocatori, quindi casomai uno può dar fastidio, però la moglie, la compagna, la zia, la nonna, la mamma addirittura si è passato oltre, più tante altre cose, quindi Traoré ha bisogno di tempo, e tanto tempo. Questa è poi la risposta. Chi pensava in 2 settimane? No, tanto tempo, perché non è 2 giorni un infortunio di una settimana, sono 2 anni che zoppicatto questo ragazzo, e purtroppo non ce n'è di questo tempo, quindi può beccare una bella partita, ma non aspettare che da queste ultime partite furoreggia. Invece io sono molto fiducioso sulla preparazione tanto criticata di Garcia, perché sto vedendo la squadra in palla con giocatori in crescita, e spero che abbiano gamba, solo che abbiamo pochi punti, Valerio. Quindi possono avere tutte le gambe di questo mondo, però abbiamo pochi punti, perché oggi Anghissà a un certo punto ha visto che non gli fischiavano falli, ha detto vabbè, mo mi rimetto le scarpe, torno a giocare, c'è stato un fallo non fischiato, si è girato su se stesso, ha lasciato sul posto 2 giocatori del Torino con una fisicità incredibile, no? E tu devi avere forza all'80°. Kvara fino all'ultimo ci ha provato, si è caricato la squadra sulle spalle, c'aveva voglia, rabbia e gamba, non è andata, perché comunque hai gli avversari. Io spero che la squadra abbia più energia da spendere rispetto a qualche avversario nel finale di stagione. Gli avversari avranno il vantaggio che possono gestire dei pareggi che noi invece non possiamo concederci. Questo è purtroppo da dire. Guido, visto che stiamo comunque in emergenza perché Caius è infortunato, adesso Traoré deve giocare in Coppa e non abbiamo né Dendoncker né Zielinski, secondo te, fisicamente, mentalmente, che mi sembra non far parte più del progetto, proprio a livello anche di body language, possiamo considerarlo ancora, essendo un giocatore sotto contratto, ci può puntare Calzona? Perché secondo me è stato costretto a metterlo per non distruggere Traoré, ma ci può puntare, oppure dobbiamo metterci una pietra sopra e salutarlo anzitempo? Io che penso sempre alle soluzioni quando ci sono delle problematiche, e mai a piangermi addosso, se no il mio amico Don Ciro non direbbe non ti scoraggi mai. Se fossi presidente farei questo, però significherebbe calpestare l'orgoglio, eccetera. E ti rispondo, no? Farei una bella conferenza stampa, lui e Zielinski a fianco, serena, spiegando il minimo, ringraziandolo, puntando forte su di lui, sbloccandolo mentalmente. Poi questo non è detto che si trasformi automaticamente un Zielinski che sputa fuoco come un drago, che non è mai stato nemmeno quel giocatore, quindi non ce lo possiamo nemmeno aspettare. Però lo farei. Chiuderei pacificamente questo capitolo, ma per 2 ragioni, cioè una, anzi 3 volendo. Una, insomma, perché comunque i tifosi meritano un congedo quantomeno pacifico. 2, perché dimostri di essere un presidente di razza, una società che si comincia a porre su un piano molto alto, come fa il Real Madrid, che non è proprio la società che mi è più simpatica al mondo. E 3, ti giochi le tue carte. Ho detto io, se c'ho un asso, provo a giocarmelo questo asso, di sbloccare il ragazzo, tanto conviene più a me
che le ultime 10 partite le faccia da 7 piuttosto che da 5, perché o gioca male o non lo devo schierare. Appunto, se il Napoli ha una freccia in meno nel suo arco e fa meno punti, chi non va in Champions o in Coppa siamo noi, lui poi ci saluta, perché metterlo fuori ruolo, umiliarlo eccetera, ti dai la zappa sui piedi, oltre che comunque è un messaggio molto triste e sbagliato anche per i giocatori attuali del Napoli, perché un Di Lorenzo dice: e se domani tocca a me? Cioè, perché è toccato a Mertens, quindi io farei questo, quindi lancio una proposta. Beh, Serena è là. Attualmente è l'ombra di se stesso, ma detto non perché uno lo vuole, ma perché il ragazzo avrà accusato veramente duramente il colpo di quelle parole prolungate, di tutto il fango gettato purtroppo da troppi colleghi, ha fatto perdere i soldi, come si chiama, poi diventa troppo pesante caricarsi sulle spalle tutta questa violenza verbale. Quindi l'unica soluzione è proprio azzerare tutte queste voci, fare questa conferenza, spiegare le ragioni, quelle che uno vuole spiegare, il calcio è anche bugia, quelle che uno vuole spiegare non hai nessun obbligo di farlo, e regalarsi 10 giornate potenzialmente intanto più serene, quelle sicuramente, e potenzialmente più fruttuose calcisticamente parlando, che è poi quello che interessa a noi, cioè vedere maggior calcio. Il Napoli ha bisogno di giocare a pallone, deve giocare bene a pallone, perché la maniera più logica per come è costruito di ottenere buoni risultati. Può ottenere un risultato a volte fortunoso eccetera, ma il Napoli, se giocasse sempre male a pallone come quest'anno ha giocato maluccio e bene, non ottiene quei risultati che invece non solo speriamo, abbiamo visto negli anni passati. Quindi quella è la nostra strada. Quindi noi dobbiamo cercare di mettere in campo più forze possibili che giocano potenzialmente bene a pallone, perché conviene a noi. Non so se sono stato chiaro, no? Chiarissimo. Questo attualmente non voglio dire che è giustificato, però anche umano, attualmente è opaco. Io non credo che è una questione che uno è svogliato, come si chiama, è che comunque sei perso. Credo che sia ben voluto dalla squadra, ho visto dei gesti carini tra lui e i compagni, però questa situazione psicologicamente va sbloccata, e se c'è la persona, l'unica veramente che può sbloccarla per il suo bene, per il suo interesse, per i suoi conti economici, è il presidente. Dovrebbe fare un passo indietro, che in realtà dal suo punto di vista sembra un passo indietro col presidente, ma sarebbero 4 passi in avanti invece. Altro che new era. Cioè è arrivato il momento che certe cose, uno può anche correggere degli errori passati, può anche avere tutte le ragioni in questo mondo, nel senso noi non sappiamo delle cose che l'hanno fatto andare in bestia, ha tutto il diritto, però a un certo punto tu devi guardare un interesse generale che è più ampio della tua ripicca, che è quello appunto del beneficio più possibile immaginabile della tua squadra. Della squadra e dei giocatori che verranno, di quelli come che si la squadra chiamano comunque è sua, è nostra come passione, ma sua come proprietà, a lui conviene fare questo passo indietro, che sono 4 in avanti, lo ripeto. È il mio modesto parere. Attenzione, non è lo deve fare, non è il dogma di Guido, io non sono il verbo di niente, io lancio proposte, invece di sparare sentenze, di stracciare tesserini, lancio sempre proposte. Ho detto sì, a questo modo, e c'è anche quest'altro modo, perché mi piace sempre come le domande su come è cambiato con l'avvento della tecnologia. Non hanno mai fatto questa domanda. È vero. E poi tra l'altro calzone, droni, cose, è uno che riceverebbe la domanda alla grande. Guido, nel farti salutare Marat, che proprio dei tempi andati, proprio di tanto tempo fa. Quella mi è rimasta molto. Io c'ero, quella era Napoli Crotone, me la ricordo, io c'ero, se vuoi ti mando la foto, mi è rimasta proprio un segno indelebile. Ci sono rimasto malissimo, io immagino lui, c'era sua moglie, per me c'erano degli amici con la maglietta speciale che è rimasta, fu un brutto gesto, me lo ricordo benissimo ragazzi, perché c'ero i 91 punti, ma li avremmo fatti pure con Maggio al posto di sai. Maggio è sempre stato un signore, gliel'hanno chiesto, annicchiato, ha detto non ci torniamo più, non va bene. Tra l'altro, ripeto, ormai non vincevi lo scudetto, non penso, tra l'altro Maggio non è che era questo scarsone, poi col Crotone che retrocedeva, ma ormai è passato, non si può fare più nulla. Il legame che ha Maggio con la città è rimasto vivo per tanti anni, anche quando ha giocato a Lecce, è fortissimo l'amore, ovviamente non ce l'ha né con la città né con i tifosi come il suo,
col suo non lo vedo un tipo rancoroso, ormai è passato, non si può tornare indietro, no? Vi ho sempre raccontato che io ero in Spagna quando è morto Vittorio Gassman e non sapevo, perché non è che posso sapere tutto, di quanto non solo fosse amato, conosciutissimo Gassman in Spagna, e fecero molto di più in Spagna che in Italia, e addirittura non gli dedicarono la mostra del cinema di Venezia, che a settembre, come sappiamo, poi fecero una serata speciale con andò la famiglia, anche Alessandro, eccetera, però non è che dedicargli un festival, devi fare un decreto, finanziamenti, eccetera. E io vedevo tutte queste interviste dove tra l'altro Gassman parlava in spagnolo, rilasciate negli anni, e scoprì di quanto fosse amato Gassman, cioè. Quindi purtroppo Gassman è morto, ed è morto una sola volta rispetto, e quindi non è che puoi tornare indietro e detto adesso noi facciamo questa cosa speciale, gli dedichiamo questa cosa. Uno deve avere, tornando al calcio, la tempistica di farlo adesso, perché adesso qualunque cosa tu puoi fare per maggio non è la stessa cosa che lui c'era la famiglia, la figlioletta. Lui doveva essere titolare con la fascia di capitano e doveva uscire 5 minuti prima della fine della partita per prendersi la standing ovation. Punto. A costo pure di perdere 5-0 quella partita. Io sono direttore sportivo, vado all'allenatore e dico fai così perché io sono sopra di te. Non c'è bisogno del vicepresidente e del presidente. Basta, questo io mi espongo. Così avrebbe fatto Guido, direttore sportivo. Mi impunto. Perché ci sono dei valori nello sport che superano tutto, e tra l'altro in questo caso non c'è niente da discutere, perché comunque non c'è il risultato sportivo da acquisire, se non un record di punti che rimane sulla maglietta di Sarri, che me ne frega, perché io sono direttore sportivo del Napoli e devo badare, ed è rimasto anche anni dopo aggiunto. Maggio gioca e gioca capitano, punto. Non è successo, io non sono direttore sportivo, non lo sarò mai del Napoli e non ci possiamo fare niente. Io l'ho applaudito, lo ricordo con un affetto smisurato, si è sempre comportato bene, ha fatto quello che poteva fare al meglio delle sue possibilità, degli anni faceva anche tanti gol, uno dei gol più belli e uno che io non ho visto è quello col Palermo. Io non ascolto mai le partite, questa cosa ve l'ho raccontato, stavo presentando un film, era il Napoli-Palermo, la partita del lunedì, insomma avevo queste radioline seduto all'ultimo posto di questo teatro enorme, eccetera, tutto zitto, 6 maggio, proprio all'ultimo posto, che nessuno mi vede, mi alzo sperando che nessuno mi vedeva. Lo ricordate il gol in spaccata al recupero? Quindi il gol che mi ha fatto più emozionare di maggio non è quello bellissimo che fece Oliver, è un gol che non ho visto dopo, quindi ho un affetto smisurato per Cristian Maggio, però non sono direttore sportivo del Napoli. Pensiamo al futuro. Presidente, fai questa cosa con Zelinski, fallo per te stesso, a new era, alziamo il livello della società, tanto le strade si sono divise, ormai sono divise, conviene che abbiamo un giocatore che potenzialmente può offrirci qualità calcistiche superiori di quelle che ci sta. Non è automatico, però anche se non le dovesse offrire, mostri una classe e una superiorità che ci indirizzano verso questa new era che tu ci hai nominato, che comunque vorremmo incominciare a vedere. Guido Gentile, che trovate su Guido Gentile piano sequenza. Grazie mille Guido. Grazie Valerio, grazie amiche Bellini, amici Bellini. Lo so, siete un po' tristi, anche di Lorenzo ho detto dei minuti di collera, non 1, 5, 6, 8, quindi una cosa mia, e non prendetevi collera, l'anno è così, anzi dobbiamo essere più tifosi di prima, e fammi risalutare i tassisti, perché è importante. Un abbraccio a tutti, ci vediamo in un modo o nell'altro martedì. È una finale o no? Perché non l'ho capito. Calzona non dice che è un martedì pazzesco. Forse è un ottavo di finale. Sicuramente è pazzesco. Un abbraccio a tutti, scusate la lungaggine. Un abbraccio a Guido e un abbraccio a tutti voi ragazzi. Speravo di essere un pochino più pimpante, però mi ha preso in contropiede sta partita, devo dirvi la verità. E chiudo per le cose che devo fare e anche per andarmi a recuperare sicuramente la conferenza. Quanto si vede che il mister vuole parlare di calcio ma la società non glielo permette. Noi avevamo ripreso io avevo ripreso quell'entusiasmo perché ho rivisto un po' il Napoli giocare, poi Calzona che rilascia l'intervista a Cronache di Spogliatoio, ci sarà una sorpresa lunedì
quindi iscrivetevi al canale. Qualcuno diceva pure che è uscita la pubblicità, devo controllare, pubblicità durante la live non esiste proprio, al massimo post live, ma non voglio perderlo quell'entusiasmo iniziale, quindi non ci deve essere apatia, ci dobbiamo concentrare, perché chiudere bene la stagione mette i presupposti per cominciarla bene. E si iscrive, vabbè, Vincenzone di guida, siamo alle 17, quindi alle 19, cioè tardissimo, quindi adesso per tutti gli abbonati, non si capisce più niente, sigla. Sulla base di quello che succede, sappiamo che della rete non è eterno, ma sulle esperienze di oggi, un domani, quanto potranno migliorare la società e i figli? È una bellissima domanda. De Laurentiis risponderebbe: chi vivrà vedrà. Io invece vi rispondo: chi accetterà l'intervista con me, che chiederò con Valentino, saprà, perché lì ne sapremo qualcosa di più.